Amici belli, anticipiamo pure di qualche secondo, perché mamma mia come si gode. Partire nessuno. Sicuro, sono sicuro. Tosta. È stata non più tosta della mia simulazione, però è stata, il secondo tempo ce la siamo vista brutta, però le squadre, le grandi squadre ciniche, devo sentire cinismo, devo sentire il saper soffrire, il titolo è saper soffrire, saper campare, che noi possiamo insegnarlo, il saper campare, perché io non ho capito cosa stava succedendo sugli spalti, e poi la squadra il saper soffrire, e basta, e ce la dobbiamo godere fino in fondo, e penso che devo pure pompierare un pochino. Ho lasciato agli amici belli, ho mandato anche su Twix le emoji del pompiere. Quanto tempo è che non usavo la gif del bambino che arriva che deve pompierare? Quanto tempo è? Perché proprio non c'era niente da pompierare, e invece adesso un pochino ce n'è. Ma non voglio dirvi cose che... Godiamocela, godiamoci. Questo significa godersi il percorso, serate come questa, che già il primo tempo divertente nei ribaltamenti di fronte, eccetera eccetera, e poi l'esploit. E stavo pensando fino quasi alla fine, dice il Napoli deve fare per forza o 3 gol, comunque devono esserci 3 gol nella partita, perché 3 gol Verona subiti, poi Bologna fatti, 2-1 col Parma, così adesso ne abbiamo fatti 4, ma 3 è il numero perfetto in questo caso, perché la terza vittoria consecutiva di cui parlavamo, e abbiamo visto Riali, e multiplo di 3 è il 9 che dobbiamo dare a Meret oggi, senza dubbio. Vi leggevo che diceva Meret 9, senza dubbio 9. E poi dobbiamo parlare di tutto, di Buongiorno, di Lobotka, ha fatto una partita straordinaria Lobotka, anche Anghissà è cresciuto tantissimo. Vuoi vedere che quando allunghi la panchina questa volta scatta qualcosa all'interno e li fanno performare un po' tutti meglio, molto molto bene, e ne possiamo parlare nello specifico, nel profondo. Sei virale, Maurizio? Allora, Davide Neres è diventato il primo giocatore in serie, il primo giocatore a servire assist in ciascuna delle sue prime 3 gare, Bologna, Parma e Cagliari, in Serie A, da quando il dato è disponibile. E dategli il voto, perché se leggevo, penso che glielo daranno il voto al Fantacalcio, mi interessa moltissimo per una volta, anche se tocca pochi palloni, quel cross lo fa lui, il calcio d'angolo lo fa lui, impattante come ha impattato ovviamente Lukaku, perché il Napoli adesso sviluppa quel gioco su cui tu ti puoi appoggiare, perché non è detto, se ti pressano alti che devi rischiare per forza, puoi dare un pallone a Lukaku che si mantiene mina da tutte le parti, una volta lo perde il contrasto, 2 volte lo vince, e poi a parte un momento, c'è stato un momento la caca dove è inciampato sul pallone, però poi risulta oltre che decisivo, perché 2 assist, il gol, e mamma mia. Meno male, ragazzi, perché nella giornata in cui non si è capito se ha segnato Osimhen, perché forse non gliel'hanno dato il gol ad Osimhen, l'ha segnata Mertens gliel'hanno dato, però si poteva dire, hai visto quelli invece la caga, che bellezza, che grande rilassamento. 200 like, che sono anche pochi. Vittorio, hi, hello. E andiamo a... Sì, che bellezza, Antonio. Mamma mia, che bellezza. Come mai a dire l'anno scorso ha deciso dove si... non lo so, Valentizzardi.
veramente non lo so le scelte che si sono fatte, adesso guardiamo avanti, insomma. Ne abbiamo parlato esaustivamente, siamo anche un po' esaustivi. Gioletto, forse, chissà, forse migliore in campo con Meret, la pressione dei nuovi arrivi, spero proprio che sia questa la lettura, amico mio, perché era quello che ci auspicavamo. Ti arriva qualcuno, anche se importante sottolineare, io non lo so se Lobotka e Gilmour possono giocare insieme perché sono piccoli, però avete visto che McTominay l'ha messo a posto di Kvara, cioè l'ha messo sotto punta, c'è il Raspadori nell'altra stanza che piange perché ci sarà pochissimo spazio per lui, c'è Ngong che sbadiglia in panchina, però McTominay noi dovremmo imparare a conoscerlo, lui dovrà adattarsi e riuscire a fare anche il mediano probabilmente, anche se da quello che abbiamo visto deve stare vicino alla porta. Quindi bene, molto bene. E devo dire di Gilmour che mi è piaciuto più di McTominay, è entrato proprio bene. Tore Falanga. Meretta sto giro merita il riconoscimento. Bagliori di Anghissà, e la squadra si estende meglio e Lobo, credo sia Lobo, fatica meno. Kvalune come magica, speriamo. Perché poi tu ci metti ovviamente Neres come trittico del trio d'attacco, nonostante Politano l'abbia fatta la sua partita. Io ho letto un po' di, quando è uscita la formazione, ho letto un po' di commenti un po' sorpresi. Dice, ma come, ancora Politano, ancora Anghissà, è sempre Mazzocchi. Ragazzi, ma voi non dovete sorprendervi, dovete seguire il percorso, dovete ascoltare, non dico nemmeno che dovete ascoltare a me, ma basta ascoltare Conte, e se vi interessa l'argomento, ascoltate Conte, unite i puntini facile. Stavolta Conte non ce li mette nemmeno lontano i puntini che uno deve fare, sono tutti vicini, si fa benissimo, esce la faccia di Conte. Quindi bene, perché alla fine anche Politano ha fatto la sua partita, Mazzocchi qualche errore, ma proprio hanno fatto quello che loro sono, cioè tanta volontà, tanto impegno, sicuramente qualche tocco sbagliato che ci sta, qualche tocco l'ha sbagliato anche Anghissà, e ci sta tutto, e all'interno della partita non dobbiamo essere troppo anche severi con i ragazzi, sono esseri umani. Noi pensiamo che col joystick devono fare sempre la stessa cosa, ma sono esseri umani in un contesto difficilissimo, in uno stadio che è partita proprio male la partita, perché dopo 20 secondi fanno un fallo a Kvara da dietro a far male, perché sei in ritardo, ed è a far male, a stabilire che oggi ti farai male. E quindi che cosa succede? Che si esalta tutto il pubblico che non aspettava altro, Kvara a terra, si sarebbero rilassati solo con la sostituzione di Kvara, ma Kvara si rialza, di conseguenza diventa una bolgia totale. Ci aggiungiamo i petardi, i fumogeni, quell'altro che è successo. Veramente difficile e veramente assurdo, e diciamolo sullo 0-4 e sottolineiamolo bene e speriamo che se ne parli. Signori, nel primo tempo il Cagliari 11 falli sistematici a spezzare l'azione, non ti fanno prendere il ritmo. Lobotka ne fa uno e viene ammonito lui. Nel secondo tempo viene ammonito Lukaku prima di arrivare, poi deve uscire Lukaku per far arrivare la munizione a Mina. Non è possibile, quindi Conte lo deve sapere già bene, lo deve sapere bene il colore della maglia che portiamo, e rendiamoci che Oriali faccia il suo lavoro di mediazione. È stato bello vedere Oriali al centro di tutte le cose, perché non sarà facile, ragazzi. Quando si parla sarà una battaglia, ci sarà da soffrire, si parla anche di queste cose qua, fate attenzione, ci tengo moltissimo, al di là dei petardi. Ciao Valerio, dopo Verona avevo detto di aspettare, di non giudicare negativamente una squadra ancora in cantiere. Questa è la squadra di Conte, quest'anno magari non vinciamo, ci divertiremo di sicuro. Ale, riprendo un concetto a me caro, che abbiamo detto più volte negli anni, e potrebbe valere anche quest'anno. Io non voglio dare pressione al Napoli, però ricordo la storia recente del Napoli, dove il Napoli, se lotta per lo scudetto, arriva in Champions. Se devi lottare
lottare per la Champions punto a punto, puoi andare in difficoltà e poi ci sono delle dinamiche, alcune dinamiche pericolose, quindi se il Napoli si mette là davanti e fa le cose che deve fare, lotta per lo scudetto, uno si tranquillizza e dice ok, lottiamo per lo scudetto significa fare quello che è l'obiettivo prestabilito in una stagione dove si cambia molto, e cioè di rientrare tra le prime 4. E guardiamo anche gli avversari, perché noi dobbiamo sempre confortarci. È uno sport, il calcio, dove gli avversari sono fondamentali. E se gli avversari decidono di inciampare ogni tanto, come per esempio sta succedendo alla Roma, il Milan vede riprendere, squadra piccola, il Venezia, però il Milan si potrebbe riprendere. Se gli avversari inciampano, tu devi stare lì ad approfittare. L'Atalanta ha fatto qualche inciampo, oggi ha preso 3 punti importanti. Quindi confrontiamoci con gli avversari, facciamo il nostro dovere, divertiamoci, perché ci sarà da divertirsi, non sono partite noiose, diciamolo, si può rischiare qualcosina, c'è l'avanti e indietro, però ci stiamo divertendo, ci stiamo veramente divertendo. Allora recupero pure Tore che ha fatto un'aggiunta, Piet Lukaku Kvara Migasa Volterrimo. Kvara ha resistito al petto e petto, perché quando l'ha fatto con Neres è venuto fuori allo stadio. Lukaku Gasa, non c'è niente da fare, c'ha quell'aura del leader, della leadership, poi può sbagliare qualcosina, poi può entrare in forma, ne possiamo parlare di Lukaku, nel senso che si potrà dire che Lukaku è ancora non al 100% della forma. Teniamo anche presente, e io lo accetterei benissimo, Lukaku potrebbe anche fermarsi qui, nel senso, può continuare a riprendere forma e ad essere più brillante, così, sicuramente adesso non ha i 90 minuti, ma se mantiene questo standard, che potrebbe essere perché è un anno in più, quindi non puoi aspettarti per forza che Lukaku torna ai fasti dell'Inter, però se resta questo qua, è molto bene. In Serie A i difensori vanno al manicomio, anche se lo abbiamo così al 60-70%, va benissimo, te lo prendi, lo usi, lo sfrutti per quello che è, per quello che rappresenta in campo, perché ti rappresenta una soluzione, i difensori sono più tranquilli perché possono lanciare il pallone una volta ogni tanto, quindi bene, i momenti la caca ci saranno, li abbiamo visti anche stasera, però ci sono anche momenti di grande impatto. E quindi si parea. Gazzella bella. Vale, io le conto. Terza partita di seguito in cui se invece di Meret avevi un altro, chissà, l'amore mio. Proprio io non sapevo che eri un estimatore di questo livello. No, Meret è importantissimo, importantissimo. In questa partita, certo, quella là col Parma, è chiaro, fa l'intervento all'ultimo minuto, così ce lo aggiungiamo a tutte le cose, però c'era anche il rigore, poca colpa sua, più colpa dei difensori, dei centrocampisti. Oggi Meret, al di là di un paio, forse una parata ottima, dove però era fuori gioco, quindi diciamo non vale per le statistiche, io poi ne conto 4 o 5 molto importanti, e su queste noi possiamo poi imbastire Vincenzo di Guida, sì. Possiamo imbastire poi l'analisi di quello che si poteva far meglio, perché in questo caso Meret, oltre che protagonista, è stato veramente fondamentale per la vittoria, per rimanere insomma attaccati al vantaggio e poi sfruttare, perché nel secondo tempo il Napoli si è messo lì ad aspettare, abbiamo subito il Cagliari, ed è giusto dirlo. È facile, Nicola, tiene la porta aperta e vedi, poi si deve fare il giro per 1-1, quindi può essere pure che non ce la fa, tu poi stai in trasferta, non ce la fa. Che bello il Kvalupone, il Kvalupone, perché ci ha aggiunto Politano, ed è giusto, il Lupone sarebbe, già se per esempio Kvara si prende un momento di pausa, abbiamo il Lupone. Lupetto, stiamo facendo un volo Lupetto che mamma ruga. Bene, allora ci volevano struppiare, diciamo la verità, hanno fatto falli su tutti, Kvice, il capitano, Frank e altri. Signori, sì, io però faccio una cosa improvvisa e insomma abbastanza unica nel suo genere, perché di solito gli ospiti arrivano dopo un'oretta di live, ma in questo caso voi dovete fare tutti quanti, ma proprio in fretta, anche in fretta,
gli auguri a Fabio Versatile. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, come stai Vale? Non ti Sto vedo bene. additato stasera, quindi per Non mi... questo bravo, sì, il secondo tempo, l'inizio secondo tempo, qua diventiamo virali di nuovo, e invece è andato tutto bene. Ti hanno fatto ragazzi, un bel regalo. è il mio compleanno, mi hanno fatto un bel regalo, il Napoli mi ha fatto un bel regalo, diciamo così, va? Senza dubbio. Vale, che dire, una partita iniziata malissimo con l'infortunio diciamo quasi infortunio di Cavare, che là è giallo tutta la vita, subito va rivista, subito proprio, ma proprio subito. Mi sa che dobbiamo fare sì. di nuovo questa rubrica. Un bacio a tutti, che leggo che stanno arrivando un sacco di messaggi. Grazie ragazzi, grazie a tutti. E diciamo che io ho visto un Napoli dalle due facce oggi. Ho visto il Napoli dalle due facce, perché anche sull'1-0 si è sofferto troppo, lo dobbiamo dire. Poi quando io dico che Conte a me non piace, qualcuno storce il naso, perché diciamo si è vinto terza vittoria consecutiva che diciamo non capitava da un anno e mezzo, e quindi questo ci fa stare bello, contenti. Aspettiamo la partita, quella là, la partita, come dicono molti, con me è una partita normale. Come per me è una partita normale. No, ma oltretutto una cosa che tu dici spesso, e la voglio ricordare agli amici bellini, perdiamoli gli scontri diretti, non che mi se ne frega, non mi interessa proprio. Vinciamo Infatti, con tutte le piccole. L'ho detto prima in chat, ho scritto: a me quel 3-0 di Verona già inizia a bruciarmi, hai capito? Perché Inter, Juve, Milan, se vogliamo parlare diciamo delle solite tre, aggiungiamoci una, fai tu, tra Atalanta, Lazio. Io dico, nel senso, aggiungici qualche big match, sono 3-4 per 2, andate e ritorno, sono 6 sconfitte, 8 sconfitte, quelle che possiamo fare per un campionato. Ma le piccole vanno vinte, andata e ritorno. Anche perché Anghissà, mostruoso, ci sembrava Anghissà di Spallette. Io ho visto fare contratti a Anghissà, che io avevo paura di Gaetano, il trequartista alle spalle. Ho detto, ecco qua, oggi sarà proprio nata partita. Poi sull'1-0, se hai visto Kvara, 300 assist a Lukaku, ha sbagliato lo stop là che gli è rimasto dietro, ha sbagliato il passaggio a Politano. Ma poi ho visto movimenti di Lukaku che Politano non gli ha mai dato un pallone in profondità. Se tu ci fai caso, Conte, quando è andato vicino alla panchina, Lukaku ha detto non venire sempre incontro, cioè ogni tanto fa il movimento in verticale. Politano non gli ha dato un pallone, uno che sia uno, non esiste, capito? Guarda, è bellissimo sto spunto che mi dai, perché con questa cosa nuova che faccio, che vado subito live e non posto la reaction, vi accorgerete delle cose che dite come commenti che poi combaciano nella reaction. Ma tanti e la vediamo allo stesso modo. Ma sì, perché poi si vedeva proprio chiaro Lukaku che fa proprio così, ha fatto il movimento e Politano non gliela dà e se la porta via. Cioè portapalle si va a chiudere il primo tempo 2 volte a destra, il secondo addirittura che gli dà la palla sulla sinistra, gliel'ha data lo bot, che mi sembra, non so chi ha fatto passare, invece di darla a Lukaku l'ha continuato a portare, l'abbiamo persi, messa la tagliata per il Cagliari. Cioè proprio vabbè, Napolitano oggi non c'è, però diciamo che i cambi, magari il minutaggio dei cambi oggi è stato buono, perché io credo che sul 3-0 non entravano né McTominay né Gilmour, secondo me Conte, se il Napoli stava ancora 1-0 non li faceva entrare molto tardi. Quindi diciamo il primo cambio oramai sta diventando questo qua di Spinazzola che non ha diciamo tutti i minuti nelle gambe, e ti fidi di Oliveira perché bene o male al momento per me Spinazzola è superiore, però al momento se non ha tutti i 90 minuti si devono alternare loro vale, con le squadre piccole inizialmente giocherà sempre Spinazzola, Oliveira lo metterà negli scontri diretti perché è più ben venga. Sì, anche perché ho visto parlare i più grandi, tu lo sai, no? Quelli che dicono il Napoli potrebbe fare il 4-3-3, 4-3-3. Allora i due sottopunti, l'attaccante Conte non li toglierà mai più, quello è, diciamo, è la parte offensiva. Però con i nuovi, lo dissi dopo il Parma, dissi adesso che ho finalmente magari soluzioni, possiamo trovare qualcosa di diverso, ma io credo a gara, cioè inizialmente è un po' difficile, difficile. O magari in Coppa Italia con Palermo,
lo può provare in Coppa Italia con Palermo, ma sempre 4-2-3-1, mai 4-3-3 come Spalletti. Non so se si d'accordo. No, ma secondo me non nemmeno col Palermo, perché comunque quella là sarà una finale, quindi giusto. Una finale, giusto, un'altra finale. Forza Napoli, 33 mesi di grande supporto. Daniele, che ringrazio, il risveglio di Anghissà, la Cazzimma, la calma nei momenti di difficoltà e colpire nel momento giusto. La cosa bella sono le 3 vittorie consecutive che stavamo aspettando, e Valeria poi impazzisce completamente. Grazie. Ok, si aspetta l'Inter, ma quanto è bello respirare di nuovo l'arietta fresca lassù. Un paio di cose: Anghissà sente indiscutibilmente la pressione dei nuovi, Conte il Viagra di Lukaku. Fantastico. Non lo so, vale. La pressione? Non lo so. Secondo me stiamo sempre là, c'è una questione proprio di equilibrio, che Conte le prime 2 partite ci ha fatte calare, li teneva orizzontali, oggi non stavano orizzontali, oggi c'era Anghissà più avanzato di Lobotka. Erano a 2, però non erano sempre però io ho notato che oltre al fatto di stare verticali, stavano molto vicini per fare gli 1-2. Usciva Rachmanico, e usciva sempre Rachmani centrale, magari alle spalle, quindi là è stato, diciamo, o di Lorenzo, diciamo, a tutto. Di Lorenzo che faceva gli inserimenti, quindi stare vicino, l'ha proprio preparata così, perché nel momento in cui si liberava un triangolo e quindi si chiudeva il triangolo, poi Lobotka molto spesso palla diretta su Lukaku, che non era per forza la palla lunga direttamente da Meret, era anche quella là bassa che lui si mantiene la cosa e tutti vanno a pressione così. Molto molto interessante. Ti faccio notare un'altra cosa: al 75esimo ammonito Minà sul 3-0, mamma dopo mia, che ha facciato il cavare dopo 20 secondi, e poi Lukaku che hanno fatto a botte, ma diciamo al 75esimo a partita chiusa, io perciò ti ho detto devi subito la rubrica va rivista, perché qua se no quest'anno è nera, no, ne parleremo sicuramente, perché non esiste proprio. Ringrazio anche Marco Tarantino, Meret partitone, 3 vittorie, anche Marco 38 mesi. Il 4-0, diceva Enzo, è bugiardissimo, non dice quello che si è visto in campo. Chi si esalta ora rischia di rimanere male in un prossimo futuro. Conte ha da lavorare. No, ma per fortuna questo poi senza dover, no, pure possiamo fare i nomi, a me che me ne frega, non sono querelabile. Gente come i Fius Gamers, gente, quelli là, no, che vivono delle loro visualizzazioni per l'estremizzazione di qualunque risultato. Quando il Napoli perde, vergogna, spaccano tutto. Quando il Napoli vince, scudetto, e così. Loro vivono sulle visualizzazioni degli altri tifosi, quindi il loro personaggio è quello, e qualcuno ci va appresso, perché poi ci sono i tifosi che vogliono esaltarsi a prescindere. È un modo di viversi il percorso. Noi siamo molto sereni, siamo molto tranquilli, sappiamo che qualche inciampo può arrivare. Crescere è l'unica cosa che crescere conta, è così, è un percorso che abbiamo cominciato, ed è un percorso giovane, perché Conte è appena arrivato, perché alcuni giocatori sono cambiati, parecchi giocatori sono cambiati, e quando entreranno tutti nel giro e cominceranno anche a partire dal titolare, allora capiremo il vero valore di questa squadra, anche che c'è, che oggi era bello vedere la panchina, insomma, dove ti giravi e c'avevi un bel po' di soluzioni. Antonio Papa, sera Valerio, nel primo tempo quando la squadra sembrava avere in mano la gara, l'interruzione per intemperanza degli sparti, il Cagliari ha giocato alla pari, le individualità hanno fatto differenza. Sì, questo è un tema che lo spezzare il ritmo, perché il Napoli stava cercando il ritmo della partita, un pochino loro lo fanno col fallo sistematico, e più quando abbiamo dovuto interrompere, il Napoli, quando è rientrato, il Cagliari ha avuto un momento con quei 2 o 3 calci d'angolo, e quindi sì, i duelli pensa proprio quello che si disparte malissimo, poi piangono quando vedono le trasferte, ma non mi interessa, sono stati i tifosi del Cagliari, i tifosi del Napoli, malissimo, veramente inaccettabile. Meno 15 like, non so a cosa, ma ringrazio Polli. Forse ai 700 o ai 600. Ma hai visto la mascotte del Cagliari? Si chiama Polli. No, non me la so persa. A fine partita sono andati sotto la curva
è entrata la mascotte, una specie di papera, non l'ho vista di schiena, c'aveva scritto Pollica. 640 sì, no, ma neanche 390 allora era una taia. Ah, no. Silenzio, Allora me ne vado, silenzio. vale, me ne vado. Fai scena Me ne muta. vado. Bravo, Mr. Flower. Me lo so scritto, dove sta? Dove sta? Ecco qua, bravo, perché mi sono scritto proprio il minutaggio, 89esimo e 41 secondi. Lo screen di Ngonja che sbadiglia, perché c'è stato il momento, è chiaro che volevano inquadrare Kvara e Lukaku che erano in panchina, però c'è proprio lo sbadiglio di Ngonja che non entrerà mai più. Io credo sarebbe entrato a posto di Kvara, vale? Se Kvara si fosse fatto veramente male, io credo sarebbe entrato Ngonja e non Neres. No, ma quando vai? Ormai Conte... No. E c'è McTominay che già l'ha messo a posto di Kvara. Vabbè, sì, pure Raspadori. C'è Raspadori, c'è Neres che sicuramente se ti serve più estro puoi mettere Neres, puoi mettere Raspadori, puoi mettere McTominay quando vuoi mantenere un pochino, che comunque è offensivo ma c'ha più quantità. Mi dispiace per Gong, ma in questo momento è uscito fuori proprio dai radar. Su Scotland Yard, come ti sono passi? Allora, a me è piaciuto assai Gilmour, mi sembra ordinato, mi sembra che testa alta, si fa vedere, si viene a prendere il pallone, è proprio quel giocatorino là, la Lobotka, la Torreira, la Arthur, cioè questi giocatori poco strutturati che però sono molto vivaci e dinamici, e mi sembra che abbia avuto un impatto buono, se posso dire anche superiore a quello di McTominay all'interno di questi pochi minuti. Che offensivo. Leggi sto messaggio, vale Gigol Cocio. Adesso recuperiamo. Ringrazio intanto Gennaro, Anghissà dominante come mai nel primo tempo. Era importante, era importantissimo. Dove dicevi com'era il nome? Gigol Cocio sotto Polli, vedi? Ah, ha detto Conte che Meretta aveva la febbre. Niente di meno. E allora il meme sarà: devi avere sempre la febbre, gioca sempre con la febbre. C'è un clima sereno, mi fa piacere. Guido, dove? Gilmour ha giocato tutto di prima, talvolta non è necessario, un po' frettoloso, comunque è tanta roba. David 3 assist consecutivi per Neres, mica male per quegli scampoli di partita, e là è la qualità di chi il piede sa muoverlo a memoria e quindi sa come colpire il pallone. A parte il gol, hai dato 9 a Meret. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Allora, secondo me ottima partita. Nel primo tempo gli sono scappate due cose. C'è stato un rimbalzo che aveva calcolato così e così, e un altro pallone che era venuto dalla sinistra del Cagliari, dove cerca di intervenire di tacco e poi interviene, mi pare fosse un altro tiro di Piccoli e lo devia. Quindi all'interno di queste due piccole cose comunque riesce a metterci una pezza. Per me Buongiorno è impattante, ha già impattato assai proprio nella difesa del Napoli, lo vedo leader, lo vedo già amatissimo dai compagni. E hai visto quel fallo laterale che ha esultato, si è gassato, si è andato a prendere il 5 da Anghissà, e queste piccole cose che noi abbiamo sempre visto in altre squadre, abbiamo apprezzato, secondo me cominceremo a vederle anche da noi. Secondo me tra l'altro quella palla era uscita prima che lui prendesse mi pare che fosse uscito, però bene così. Buongiorno molto molto positivo. Nando, il Cagliari ha fatto più possesso, più tiri in porta, 0-4. Pure più sì, perché nel secondo tempo, ragazzi, la tenevano quasi sempre loro. Non lo so se secondo te, Fabio, è una scelta nel secondo tempo di aspettarli un pochino. A me Conte non piace per questa cosa, perché purtroppo lascia stare lo scudetto, però Sarri, Ancelotti, quel che sia, noi siamo abituati a dominare le partite. Assolutamente. Non lascia stare che fai 500 tiri e non segni, ma l'andamento della partita in Napoli l'ha sempre fatto, sempre conduzione della palla. Sto fatto che dobbiamo aspettare Bassi
e meno male che il Cagliari ha Lugumbo e Piccoli in attacco, vale, diciamo così. Senza dubbio. Meno che Marin là, o cugino Rafa Marin, diciamo, ha preso quell'altra traversa, ma meno male. Ma tu se giochi così, quello pure R. Marin. Però quella è rumena, là, si chiama Roca, Ciglia, una cosa. Però hai capito che voglio dire, cioè, tu prendi una squadra già come il Genoa, tu pigli 3 gol in quella fase centrale. Meno male che oggi Meretta te ne va febbre. Bravo. I tiri in Quindi porta questa sono scelta a me non mi piace. Là devi chiudere la partita in 2-0, devi calmare pure il clima dello stadio, capito? No? Nel senso che spingono, là fai 2-0 e ce ne andiamo proprio in pantofole come gli piace stare anche chissà. Che bella Claudia, grazie. Aspetta, fammela recuperare. Fabio, tanti auguri. Le grandi squadre fanno così, anche quando giocano male vincono di misura. È vero, le grandi squadre ha ragione Claudia, quindi mi prendo questo messaggio di Claudia come cioè mi smentì, nel senso che ho detto no, la grande squadra, il cinismo, no? Avevo parlato all'inizio live, la squadra cinica che sa soffrire, però poi col cinismo tu vinci 1-0, non vinci 4-0. Quindi il cinismo nel concretizzare, ecco, il concretizzare finalmente le azioni che fai. Stavo guardando delle statistiche, il Napoli prima di questa partita era comunque la squadra che aveva tirato di più, che è una cosa che ci portiamo dentro da 10-20 anni, forse tutta l'epoca dell'Aure, il Napoli tira sempre di più. Oggi ho visto meno tiri diretti a Scoffè e c'è stato più altruismo. Hai notato quante volte l'ultimo passaggio, anche quando erano sotto porta, hanno cercato il passaggio per il compagno. Quindi meno tiri. Quell'azione che a sinistra hanno fatto un'azione strepitosa là con l'inserimento anche là, Spinazzola non deve mai sbagliare quel cross che fa il tunnel, se ne là, quello di Spinazzola, lo stesso Anghissà che era molto vicino alla porta e cerca di metterla dietro. Quindi che salva su Lukaku, questo lo dobbiamo dire. Lukaku, là devi buttare la porta a te, che là la devi chiudere la partita 2-0 e parliamo di altre, capito? Anche perché noi parliamo del quando e oggi il quando ci stiamo mettendo in difficoltà, cioè qua è importante sottolineare queste cose, perché non è che facciamo no, noi valutiamo tante cose non ci dimentichiamo la scatola nella scatola, come diceva nella scatola della partita, esatto. Gli XG alla fine portano Cagliari 0,88 e Napoli 1,86. Ecco. Sì, tiri totali, il Cagliari ne fa 19 e il Napoli 13. Quindi i tiri totali questi non sono nella porta. Insomma, siamo... però sai com'è a livello nazionale Napoli fortunato, vale, già sappiamo, Napoli è fortunato, invece era la grande squadra, se era l'Inter fortissimi, cinici, a Napoli fortunati, capito? Per questo che dobbiamo dire tutte quante. Prima del gol di Kvara c'è stato un periodo in cui il Napoli è sparito la partita, ci hanno schiacciati, una squadra più organizzata ti fa il pareggio. Esatto, e questa è l'analisi poi della partita, con la contentezza addosso di aver vinto e stravinto. Uno le fa con più serenità e dice tranquillamente, sì, c'è stato un momento, si vede non lo so se si vede, no, non si vede, sai perché? Perché la lineetta è verde, adesso la recuperiamo, perché sennò c'è stato proprio un momento tra fine primo tempo e inizio secondo tempo dove il verde del Cagliari, cioè la linea di attacco del Cagliari è molto più alta delle nostre, è proprio così. E poi dobbiamo dire pure il VAR rivista che l'arbitro ha sbagliato, perché la traversa e il palo la stessa azione, Spinazzola teneva in gioco Minà quando ha preso la traversa, quindi anche il palo successivo, quella era un'azione, era buona, se Cagliari segnava il VAR dava il gol, ci si vede proprio la gamba di Spinazzola che tiene in gioco Minà. Chi è capito? Io quello l'ho considerato fuori gioco in reaction, ho detto, cioè, mi sono cagato sotto, però c'era se fa gol là il VAR è gol, che là Spinazzola mette proprio la gamba, si vede proprio, infatti lo dice pure quello là, stasera l'ho visto su DAZN occasionalmente. Mammaro Carmen. Allora i vocali, perché c'è Francesco Perrone che sta alluccando i vocali. Dove sta? Ok, vocali. Ciao, buonasera. Francesco Perrone, 1 minuto e 21, ti devo mettere a 2 per... Dovete essere più svelti. Ciao Ale.
4-0, terza vittoria consecutiva finalmente. No, troppo. Era al febbraio 2023 dall'incontro con Sport che riusciamo a fare 3 vittorie consecutive e oltretutto vittorie in trasferta, dove l'anno scorso non vorrei dire una cavolata, ma cioè io me ne ricordo comunque pochissime di vittorie in trasferta, cioè, ma davvero poche, poi andrebbe controllata questa cosa. Meret migliore in campo pure avendo vinto 4-0 perché fa 4 interventi decisivi, tra cui uno clamoroso all'inizio del secondo tempo. Anch'issa probabilmente McTominay è entrato negli spogliatoi a Castel Volturno, ha detto ti fotto il posto, e se no non si spiega perché ha fatto una prestazione davvero una prestazione Anch'issa, non voglio dire neanche clamorosa, da Anch'issa. McTominay quando è entrato comunque ha dato che ha anche una buona presenza fisica, e questo vabbè è scandaloso quello che è successo sugli spalti, se ci sarà Guido ne parlerà sicuramente lui. E poi ultima cosa a proposito delle coppe, che senza avere l'Europa, cioè non avere l'Europa ti favorisce, e tutto quanto adesso da Juve, dopo aver pareggiato con l'Empoli dove magari un po' ti ammosci, adesso la partita di Champions dove si può risollevare, mentre noi invece vabbè, per fortuna abbiamo concluso questa settimana con una vittoria. A tutti i Bellini, ciao Ale. Aspetta, time paradox, spunto importante questa storia, perché ovviamente se ne parlerà della non Europa che poi ti permette di, rimaniamo coerenti con quello che abbiamo detto e con i numeri che abbiamo sempre analizzato, l'Europa ti fa recuperare così. La cosa che è importante per noi quest'anno e che può aiutarci è che stiamo lavorando su un sistema completamente nuovo, quindi avere un po' più di giorni di allenamento dove puoi lavorare anche sulla tattica e puoi spiegare delle cose e far inserire i nuovi sicuramente ti torna utile. E poi anche l'allenatore, che sappiamo che è un allenatore che preferisce storicamente l'unico impegno, e quando non va sempre avanti in Europa. Questa è una cosa che speriamo di poterne parlare l'anno prossimo. Luigi dice non sono d'accordo, una squadra fortunata non segna 4 reti, ci vuole il mazzo, ci vuole un po' di mazzo sempre nella vita come nel calcio, ci vuole sicuramente. Comunque non solo fortunati, siamo stati anche bravi nel segnare, perché poi devi avere la qualità, e Lukaku ti mette in porta Kvara con freddezza, la mette di esterno. Fabietto, tu devi andare? No, ho detto arrivederci, ha segnato il Kvara sul 2-0, finita la partita, arrivederci, ho detto, no, perché poi là è finita la partita assolutamente, però il mazzo ci vuole, in quanto se avessero colpito Meret, allora quella è fortuna, ma Meret ci ha tenuto a galla, e quindi vuol dire che non è proprio scarsi di piede, diciamo così. Assolutamente, magari sui legni, quelli là che dicevi, dove alla fine non era fuori gioco, lì il mazzo ti aiuta, però quando Luperto stacca di testa e Meret vola, perché la vola proprio, e là bravo Meret, cioè non possiamo dire così, la tocca anche su quella traversa di Marin, Meret la tocca quel tanto che ti basta, che il pallone stava scendendo. Quindi veramente è importante. La prova del 9 serve giocare contro una squadra forte? No, non ci interessa. No, questo messaggio, perché con le squadre forti non ci interessa proprio, ragazzi. Se voi vi esaltate per vincere contro Inter, Juve e Milan, sono 9 punti, andate e ritorno 18, andiamo in Serie B. No, ma infatti va bene per dare consapevolezza. Vincere gli scontri diretti ti dà quella fiducia, la consapevolezza, ma a livello proprio di punti tu devi vincere queste partite qua. Queste sono le partite che ti bloccano la crescita se non le vinci. Molto molto bene. Chiedevano quante partite l'anno scorso ha vinto il Napoli fuori casa? 3: Atalanta, Frosinone e Sassuolo. Il Fabio versatile. A me è piaciuto molto l'atteggiamento. Se avessimo chiuso 0-2 il primo tempo forse parleremo di altro, questo non è stato, e allora si fa la partita di sofferenza condita da 3 gol. Scusate se è poco. Ho visto Pavoletti è un altro tema, non è la prima volta che mi trovo, magari lo bipperò, metterò il bip perché mi ha fatto bestemmiare Pavoletti. Non è la prima volta che dico oh, ma tu calmate, ti ricordi, cioè, ma che t'hanno fatto? Noi Pavoloso l'abbiamo sempre trattato benissimo e abbiamo dato quel poco spazio. Si pensava di diventare la punta del Napoli post Higuain. Non è il tuo livello, ma ogni volta che gioca contro di noi si piglia ammazzate, crea scompiglio nell'aria, proteste, falli che subisce, veramente un'ira di Dio pazzesca. Vale, vediamo se la pensi come me. Sai chi mi è mancato, però ovviamente tra virgolette, in questa partita? Monza, sì. Dimmi. Sai chi mi è mancato in questa partita per quello che stai dicendo tu? Il maestro.
Un po' ragazzi, bravo. Il maestro è capace che si faceva espellere oggi. Sì, però rispetto, cosa. Comunque, a proposito del maestro, non mi ha fatto lo stesso effetto con gli altri numeri, non lo so perché. Non mi ha fatto l'effetto vedere il 7 su Neres, non mi ha fatto l'effetto vedere l'11 su Lukaku, ma vedere il 6 su Gilmour e leggere Gilmour invece di Mario Rui mi ha fatto l'effetto di ma con me che è un numero suo. Il primo pallone che ha toccato, per come era bassa, ma mi sa Mario Rui, pure io, la stessa cosa, che poi sono perché Mario Rui, Gilmour. Sicuro 3 giorni, no, veramente. Qua è importante che, insomma, perché con Conte rischi anche di andare di sentire la sua rabbia che monta e andare oltre e andare in escandescenza. Però io ho visto un'altra piccola cosa e non lo so se Buongiorno con noi, che non ho dei ricordi precisissimi quando giocava col Torino, però il Napoli in attacco con un calcio d'angolo eccetera eccetera, il portiere Scuffè prende la palla e poi si divincola tra i giocatori per fare il rinvio. Di solito sai, i giocatori si mettono davanti per disturbarlo così. Buongiorno lo disturba ma in una maniera talmente corretta, cioè corre ma non andando addosso all'avversario, gli corre davanti, fa lo sforzo proprio di corrergli davanti e si mette davanti ma senza toccarlo mai. E allora non ho ricordi di Buongiorno scorretto farlo contro di noi, però pare che quando si mettono a maglia Napoli diventano tutto buoni guaglioni, bravi ragazzi di una correttezza senza fine, una cosa inspiegabile. Ma tu ci hai fatto caso il secondo, non mi ricordo, era il primo e il secondo tempo, vale, quando il Cagliari parte in contropiede, c'era Lobot che non poteva fare fallo, io facevo Politano, mi sembra Politano, fai fallo, fai che poi dopo lo rallenta, lo vumbo e torna indietro. Ma là ci vuole il fallo sistematico sempre, cioè lo fanno pure i bambini, capito? No, i bambini lo fanno. I chirichetti, non siamo proprio abituati. Ragazzi, like, non ho capito qua. Quanto stiamo? Io se sono pochi me ne vado, perché poi andiamo a festeggiare un po', ci andiamo a mangiare una pizza dopo che il Napoli mi ha fatto il regalo, tu mi hai fatto il regalo e sono contento. Senti, anche degli amici. Pigliati una diavola, a mio onore. Allora ti mando la foto. Ascoltiamo un altro vocale. Ciao a tutti amici bellini, ciao Valerio, finalmente un 4-0 in trasferta, finalmente una partita dove si è sofferto, abbiamo fatto la terza vittoria di fila, Conte conta, inizia a contare, finalmente abbiamo visto Lukaku, quello che può portare nel bene e nel male, qualche passaggio lo poteva fare meglio, poteva fare un assist in più. Mi ricordo quel passaggio sullo 0-1 verso Kvaratskhelia che l'ha mandato sul fondo, invece lo poteva gestire un po' meglio, però ne ha fatti 2, ha fatto un gol ottimo, molto bene, andiamo a prenderci la quarta vittoria adesso. Complimenti. Pensavo stai dicendo un quarto scudetto, tu calma. Valerio, probabilmente mi hai battuto a Fantacalcio, hai battuto il campione dell'anno scorso. No, che ho battuto? No, calma, ce la stiamo. Probabilmente mi hai battuto a Fantacalcio, hai battuto il campione dell'anno scorso, complimenti. No, ecco qua il pianto del Fantacalcio. Non è detto, ce le stiamo dando di santa ragione, si finirà punto a punto perché poi da segnato di Lorenzo, segnato da Abram, io mo tengo una capa di Fantacalcio, tengo 3 Fantacalcio, non sto capendo niente. Mi dà la possibilità, Giancarlo, di parlare di questa cosa perché noi le altre partite ce le guardiamo, non sempre ho il tempo devo fare gli short. Fai uno short, Fabio Versatile con me, fai uno short. Parliamoci chiaro, Gatti forse non verrà mai a Napoli, di base non è un bravo uomo vaglione in campo, i nostri sì. Ieri esatto. L'hai visto ieri? Allora, ieri Gatti sta girando ovviamente l'unica scena dove Gatti subisce una semicapata, non proprio una capata, insomma, mi appoggia, però da espulsione il gesto perché non si fa, stai rispondendo a una provocazione perché Gatti lo provoca, chissà che gli dice, lo maltratta per tutta la partita così. Nel frattempo, non lo so se era il primo tempo o comunque prima di quello, Gatti entra col gomito dietro alla schiena, fa un fallo a Bremer era stato ammonito, Gatti entra col gomito dietro alla schiena e non succede niente.
blocca un'azione avversaria, fa male all'avversario. Cioè io sto leggendo Wagyu e io cerco di essere sempre, perché non ne ho più bisogno di creare l'anti-juventinità per fare numeri sul canale, non me ne frega niente, però io sto leggendo troppi tifosi juventini che si sentono defraudati dagli arbitri. Io sto leggendo che dice: se l'avesse fatto Gatti cosa sarebbe successo? Signori miei, cosa sarebbe successo? Niente, perché niente è successo quando Gatti ha preso a pugni tutta la Serie A. Niente è successo e sono convinti, Fabio, io non ci posso credere, sono convintissimi e lo scrivono convinti di essere delle vittime. Dice sempre contro la Juve. Voi siete matti da legare. Il metaverso, fai di nuovo la domanda e lo rispondiamo insieme. Rifai la domanda: cosa fosse successo? Cosa sarebbe successo se l'avesse fatto Gatti? Niente. Proprio niente, non succede, abbiamo già visto. Non c'è bisogno. E tu ti ricordi come Napoli trovare ammonito e Gattino dopo che gli dava i cazzotti e cose, una cosa inaccettabile. Peppe Di Paolo. No, niente. Sono stato contento di vedere una squadra più compatta, non sfilacciata e allungata. Già solo questo mi fa piacere, in attesa dei due scozzesi. Comunque Fabio, tanti auguri di buon compleanno, te li porti proprio bene i tuoi 20 anni. Ciao ragazzi, contentissimo. Niente, bravo. Hashtag niente. Tutti quanti. No, è potenziale meme, Luca, fate i clip. No, ma quello già c'era l'anno scorso, che era niente di meno, hai ragione. Ascoltiamo Alberto Levitan. La terza vittoria di seguito, cosa che non ci capitava da un anno, tuttavia molto arrabbiato per il comportamento arbitrale. Il Cagliari nel primo tempo ci ha dato solo calci, rimediando una ramanzina, questa all'Ovumbo. E ancora cosa ancora più divertente, che i cartellini gialli li abbiamo presi dopo noi e il loro cartellino giallo è arrivato alla fine della partita, mi pare che nel 78esimo minuto, cose del genere. Vero, verissimo Alberto. Tra l'altro Alberto, per chi non fosse familiare con la voce di Alberto, è il nostro ex arbitro che ci aiutava nelle analisi, eppure è un'altra rubrica che speriamo di non doverla fare, ma è bene secondo me essere pronti a farla. E volevo rispondere anche a Angela che mi chiede, e Angela non ha potuto vedere la reaction perché ancora non l'ho postata, ma ho avuto delle parole di grande elogio per Simeone. Ti è piaciuto il sorriso? A me molto, è entrato con tanta voglia, è entrato per prendere mazzate, cioè è entrato a fare il lavoro che ha fatto Lukaku, ovviamente con meno possibilità fisica, però si è ritrovato mina addosso ed è stato Simeone che lo ha fatto ammonire, perché probabilmente Mina teneva ancora le misure di Lukaku nel cervello e quando è andato a sbracciare l'ha preso proprio dietro alla testa Simeone e si è messo là, ha aiutato anche in difesa su tutto il fronte d'attacco. Simeone è entrato con tantissima voglia. E un'altra scena che mi è piaciuta tanto è vedere al gol di Lukaku l'esultanza di Simeone, gente che giocherà poco, e rivediamo quelle cose che ci sono piaciute nell'anno magico, cioè anche l'intervento difensivo a due piedi alla Gargano, sì, la scivolata che ha fatto assolutamente. È come non mi ricordo, premio Scirea, bravo. Una cosa inaccettabile. Ragazzi, io vi saluto, Vale. Grazie, è stato sempre un piacere, sempre bello, vado a festeggiare, vado a mangiare. Un abbraccio a tutti, forza Napoli. E ricordiamo, perché io leggevo, quando para il portiere Fortuna, no, noi l'abbiamo detto subito, grazie Meret. Anzi, secondo me domani Valerio lo metterà proprio come titolo, già lo so, alla reaction. Grazie Meret all'analisi tattica, senza problemi. Ciao Fabio, buon compleanno. Grazie. Ciao, bello. Allora, che bello, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Sì, assolutamente. Meret si prende 9 in pagella, si prende il pallone del migliore in campo, anche se credo che sia stato dato il man of the match a Lukaku, il che ci sta, perché 2 assist e un gol, è chiaro che si prende il migliore in campo. Però noi proprio nella live, perché poi noi siamo anche
io ci godo anche un pochino di più quando abbiamo vinto e possiamo andare a vedere quelle piccole cose che si possono aggiustare. Sono i video miei preferiti, perché possiamo andare nello specifico di vedere, però con quella serenità dei 3 punti che ti fa lavorare meglio anche durante la settimana. McTominay, parliamo di questo ragazzo, purtroppo in conferenza continuano a non chiedere a Conte come vede questo giocatore. C'erano tante di quelle domande che potevano fare a Conte, una di queste era la domanda più facile: McTominay lo vedi a centrocampo o lo vedi sotto punta? Per quello che ci ha fatto vedere in nazionale, anche nel Manchester United, era una domanda legittima. L'abbiamo visto sotto punta, non significa che lo vede solo là, perché sennò secondo me la società si fa afferrare per pazzi, perché hai preso un altro sottopunta dove sei onestamente in abbondanza in questo momento, però ti può tornare utile. Sicuramente è uno che a centrocampo ci sa giocare, ci può giocare. Ho letto di cose fantasiose, mettiamo McTominay a tutta fascia, non mi sembra che l'abbia fatto in carriera. Poi tutto si può fare, tutto si può sviluppare. Abbiamo visto nel calcio di grandi interpreti che trovano l'allenatore giusto, cambiano ruolo e funzionano benissimo. Vedi l'ultimo Çalhanoğlu, che da mezza punta attaccante diventa un regista che si abbassa. Lo stesso Perisic con Conte, l'idea Pirlo che da trequartista diventa più però sono tutti gente che vanno al centro, non si spostano a fare tutto il cursore a tutta fascia. McTominay non credo che abbia proprio le caratteristiche adatte per farlo. Un pochino di fantasia in generale, e anche la necessità di scrivere qualcosa che ci faccia parlare di calcio, lo capisco. Guido, io ho mandato, Davide, questa è la tua domanda che mi fai ogni volta, lo so, tu sei molto affezionata a Guido, a ogni live Guido ci sarà. Io ho mandato il link a Guido. Ragazzi, d'estate, ve lo sapete benissimo, vi saluta sempre, però d'estate ha molto più lavoro perché sono le serate di cinema, e quindi se può interviene. Io il mio invito c'è sempre, quindi non dovete nemmeno chiedermelo più. Improvvisamente arriva Guido, dove sta Guido Baldà, e arriva, non vi preoccupate. Allora, secondo me Conte ha solo voluto far sentire il campo agli scozzesi, e anche tolto Anguissa per non cambiare tutto il centrocampo dei nuovi. Non ha tolto Anguissa. Esatto, non ha tolto Anguissa per non cambiare tutto il centrocampo con 2 nuovi. Sì, Mirko, tra l'altro ci stava la sostituzione di Lobotka, prima di tutto per le caratteristiche di Gilmour, che sono molto simili. Secondo, perché Lobotka si era fatto il cuoricino così, e perché Lobotka era ammonito, quindi Anguissa poteva anche spendere un fallo più in là. Erano ammoniti Lukaku ed erano ammoniti Lobotka, quindi è proprio nella logica le sostituzioni di Conte. 550 like sono pochi, ma credo che qualcuno stia guardando anche l'altra partita, Può essere, ma c'è sta l'altra partita oppure? Perché poi io non so, non conosco. Sì, ci sta Monza Inter al 22esimo 0-0, perché è roba di spezzatino, di spezzatino così. Poi domani Parma, Udinese, Lazio, Verona, non finisce mai, non finisce assolutamente mai. Allora, mo fa incazzare. Guido viene solo quando il Napoli perde, meglio che non venga più. Antonio, sei disonesto. Io io leggo tutto quello che mi capita così, ma sei disonesto. Fammi capire, Antonio, quando abbiamo vinto lo scudetto tu, Guido, non l'hai visto? Rispondimi. Quando abbiamo vinto lo scudetto, quindi abbiamo vinto tutte le partite, tu a Guido non l'hai visto? E chi ti ha fatto l'analisi del Napoli che deve stare primo in classifica e non deve guardare in faccia a nessuno? Te l'ha fatta Guido o te l'ho fatta io? E no, una battuta, si scherza. Se devi fare la battuta ci devi mettere l'emoji, altrimenti io lo leggo come cosa polemica, visto che lo so che a qualcuno la presenza di Guido non soddisfa, perché Guido ci mantiene sempre un pochino di prudenza e non dà quelle cose. Lo so che a qualcuno dà fastidio, però io mi sento in pace con me stesso, perché Guido non ci ha mai raccontato frottole, e se devo avere un ospite io lo devo tenere di livello alto. Quindi mi dispiace a chi non è d'accordo o non vuole capire o soffre la presenza di Guido. Per me Guido è il salire di livello, che il Napoli ha bisogno di qualcuno che ci dice qualcosa di diverso,
perché dicono sempre tutti la stessa cosa, l'analisi del calcio sta diventando un po' scontata e un po' banale. È un po' banale. Se Guido continua a venire e ci dice qualcosa che non abbiamo sentito prima, per me è un livello che si alza. Dobbiamo pompierare. Io a pompierare sono bravo anche io, posso farlo anche da solo. Però sto tutto sereno e quindi oggi non lo so, oggi non mi viene. Migliore in campo. Ho cliccato, avevo cliccato su migliore in campo. Ecco qua, è uscito solo 1,96. Meret. Devo dare il migliore in campo a Meret. È chiaro che se la gioca con Lukaku perché è stato decisivo. Mi è piaciuto molto i 74 minuti di Lobotka, non li sottovalutate, perché è chiaro che Anghissà era sotto i riflettori, lo stavamo aspettando e quindi parlano tutti di Anghissà. Mi è piaciuto anche Di Lorenzo. Di Lorenzo ha fatto molte chiusure, signori, Di Lorenzo ha fatto molte chiusure difensive buone. Il gol va sotto ai riflettori, ma Di Lorenzo ha fatto buone chiusure difensive. Vedete che dobbiamo sottolineare le cose di cui non ci aspettiamo, come quando Mazzocchi per esempio ha lanciato Neres e è arrivato all'esplosione di Suzuki. Dobbiamo sottolineare le cose che non diranno tu, perché tutti quanti il gol di Lorenzo è tornato al gol, le chiusure difensive di Lorenzo. E poi sì, questi qua Meret sicuramente, Lukaku, Lobotka e Di Lorenzo. Ovviamente Meret secondo me deve stagliarsi perché ha fatto non un intervento decisivo, ne ha fatti parecchi. Valentina, una curiosità, vi recupero domani, se non fanno entrare i tappi delle bottigliette di plastica perché sono pericolose, fumogene e bombe carte. È una curiosità legittima, cara Valentina, e purtroppo non ti so rispondere. Non ti so rispondere. Come fa a entrare un motorino? Per esempio, che ci ricordiamo nella curva dell'Inter. Non ti so rispondere. Buonasera signor Fluido, squadra mobile di pompieraggio che lei ha chiamato a sua disposizione. Allora, contentissimo per il 4-0, partita fondamentale, importante anche fare tanti gol che danno morale, però il 4-0 non rispecchia la prestazione. Su 90, 95 minuti, 100 minuti ci sono stati 35 minuti di dominio Cagliari abbondanti, abbiamo saputo soffrire, l'analisi della partita diciamo che la conosciamo tutti, faccio solo due brevissime parentesi. La prima, il pubblico cagliaritano si deve vergognare, che sono degli animali e stanno facendo passare la colpa ai napoletani, ma loro hanno iniziato e sono degli animali. E il secondo post scriptum è voto all'arbitro, 2 in pagella. Il Cagliari ha fatto 22 falli, un solo ammonito. Il Napoli ha fatto 8 falli, 2 ammoniti. Vergognoso l'arbitro, 2 in pagella. Non c'è Nando, tutto auguri. E comunque che sia chiaro, Leao è sempre superiore a Kvara, vero? Amore mio, grande Tore, vedete come mi esalta questo fatto che voi dite le cose che poi sentirete poi dopo in reaction. Mi esalta tantissimo questa cosa. Ci sono stati uno in particolare dove Kvara si allunga il pallone, la perde, poi la recupera con una grandissima, si butta a terra in scivolata, poi la recupera e poi si prende il fallo, e lo fa anche nel secondo tempo, che fa un recupero difensivo fino quasi alla difesa. E lì mi sentirete dire in reaction, il momento in cui Leao mi fa vedere questa giocata una volta, me la deve far vedere una volta, che fa un intervento difensivo di quella foga e di quella voglia anche di sporcarsi le mani. Ritorniamo alla conferenza di Conte, sporcarsi le mani. Nel momento in cui vedrò quello, allora possiamo cominciare a paragonare, dice uno è più veloce, l'altro c'ha più dribbling, il tiro col sinistro è più bravo qui, possiamo fare nello specifico le differenze con le pulci, ma finché Leao non si sporca la maglia, non si sporca i pantaloncini, il paragone con Kvara non esiste, non può mai esistere. Fatemi dire questa cosa. Intanto Kvara deve ancora rinnovare, si parla di una richiesta di 8 all'anno. Cosa ne pensi di questa situazione? Caro Mare Chiaro, 8 all'anno è esagerato, ok? Lo ritengo esagerato perché
perché è troppo, vai oltre di nuovo al tetto ingaggi, così metti in difficoltà il Napoli con la richiesta di 8. Il problema è che con la richiesta di 8 tu è come se stessi dicendo mi aggiusti un pochino gli altri 2 anni dove ho preso meno di Demme. Capite perché si doveva fare, ed era un punto fondamentale anche della stagione precedente. Tu hai fatto con Osimhen qualsiasi cosa e ti sei ritrovato, hai rinnovato Politano, hai rinnovato Raspadori, hai rinnovato un po' a tutti tranne che a lui, che non meritava questo tipo di trattato. L'hanno fatto con Palmer, come si chiama? Il Chelsea. Si fanno questi gesti, tu ce l'hai già il contratto, però aggiustiamo da 1,5, 1,3 che prendi, arriviamo a 2,5 perché è il minimo che possiamo fare per la stagione che hai fatto dello scudetto. Adesso se arriva la richiesta di 8, io mi rendo conto che è esagerato il salto di 7 milioni, dici, magari vinci le partite solo tu, mi rendo conto, ma è come se stessi chiedendo quello che non hai avuto nelle altre 2 stagioni. È evidente e purtroppo, per come l'ho letta io, è la cessione di Osimhen che sblocca il rinnovo di Kvara. Il fatto che non sia ancora arrivato non voglio che mi preoccupi, però è una situazione che oramai il mercato è chiuso, le partite si fanno, andrebbe fatto e non dovremmo aspettare il momento in cui magari Kvara comincia a underperformare per dire quello mo sta pensando ai soldi. Lo devi fare adesso, devi fare proprio in questa settimana, quando Kvara ha segnato, quando Kvara è tornato dalle nazionali comunque con una voglia, aveva preso la botta, si poteva anche riposare, è tornato con una voglia incredibile, il bambino l'ha avuto, eccetera eccetera, sta più libero di testa. Fallo adesso, non pensare alle clausole, non pensare alle vie d'uscita, cerca semplicemente di dare soddisfazione, di gratificare il tuo campione, perché è un tuo campione e lo devi gratificare per quello che vale. 8 è troppo, se lo avessi fatto l'anno scorso probabilmente te la cavavi con 3 o 4. 8 è troppo, mi rendo conto che si va poi al disturbo. Speriamo che si possa trovare una via di mezzo, perché pigliare meno di Lukaku, pigliare più di Lukaku è difficile, però mi rendo conto, dici, Lukaku mo è arrivato, io sono 3 anni che mi sto facendo il cuoricino, mi rendo conto che è così. Un tuo iscritto come me di nazione araba probabilmente parla il francese o inglese, ha commentato il video del Napoli chiedendo di sottotitoli, bisognerebbe fare un salto di qualità anche in ciò. Ayub, allora io ci tengo assai, io so che nel prossimo futuro con l'intelligenza artificiale io parlo in italiano, tu cliccherai su un tasto e sentirai me parlare in arabo, parlare in cinese, parlare tutte le lingue del mondo, perché aggiusterà con la voce mia, sentirai quindi si fa. Al momento io non posso proprio fisicamente, anche se questo fosse solamente il mio lavoro, fare i sottotitoli di 25 minuti di video, significherebbe divorziare. Quindi non è possibile farli a mano, però con Google, in automatico, io quando clicco sottotitoli, non lo so se negli altri paesi già è così, ma a me è così. Qualsiasi video che vedo, io clicco sottotitoli, i sottotitoli sono generati automaticamente e di solito, se non ci metto parole in napoletano, sono anche precisi. A quel punto si può cambiare lingua e ognuno ha la lingua sua, così in automatico a me funziona. Se la richiesta è di fare i sottotitoli scritti così, dopo che faccio a braccio un discorso di 25 minuti, mi dispiace, ma dovete aspettare che mi apro un altro canale in inglese. Voglio arrivare a tutti, ma aspettiamo l'intelligenza artificiale, perché non è proprio possibile farlo. Sono provinciale. Hai ragione. Allora, Cristian, Laureo era discriminazione territoriale, poi ci offendiamo quando dicono Vesuvio, pelare, qui va. Ah, ecco che cos'era. Ti giuro che non l'avevo capito. E sono d'accordo, Cristian, non si fa. Discriminazione è un popolo perché li chiamano i pecorari, così hai ragione. Non ti posso dire altro. Ramanzina Annando, hai ragione, non l'avevo capito, pensa, non c'ero arrivato che cacchio di vocale era. Sono d'accordo, è come dire i pescatori ai salernitani, è come dire tutto così. Possiamo alzarlo il livello, sono d'accordo con te.
Io abito in Olanda, non ho la funzione che hai tu dei sottotitoli e mi dispiace assai, Mattia. Forse è un fatto che fanno in America e non qua. Le tracce audio. Così poi abiterebbe in metro? Non ho già capito. Sto andando in difficoltà. Hai notato anche tu che se il Napoli sblocca la partita quasi sempre vince? Come ti spieghi un dato del genere quando non succede? È solo un problema di mentalità. Bella domanda. Ci servono, per parlare di questo di Conte, ci servono più dati. Cioè abbiamo bisogno di più esempi per poterli mettere tutti insieme e dire ok, è successo 90 volte su 100 e là puoi fare una statistica. Al momento dobbiamo parlare ancora di casualità, perché non abbiamo abbastanza partite proprio da analizzare. Però ti posso dire così distinto che probabilmente il Napoli, che è un po' più accorto, e con Conte lo ribadisce ad ogni conferenza, 48 gol subiti, dobbiamo sistemare l'equilibrio, non dobbiamo prendere gol, dalla difesa a 3 non si schioda, quando stiamo sotto palla siamo 5 in difesa e tutti devono dare una mano. È chiaro che è stata una priorità di Conte. Di conseguenza, se tu vai in vantaggio, è facile che non c'hai quella voglia di andare all'arma bianca per fare un altro gol e magari subisci un contropiede. Forse Conte questo lo ritiene inaccettabile e quindi più che chiudere la partita, che è una cosa che noi conosciamo a memoria, devi chiudere la partita se no ti fanno gol, Conte probabilmente ragiona in maniera diversa e dice non dobbiamo subire più, abituato forse alle squadre dove potevi farlo anche per DNA. Ti blocchi e quando riparti poi l'altra squadra si è un pochino aperta perché devono recuperare la partita e tu ne puoi approfittare. Nei canali più grandi di YouTube sempre più spesso trovi sottotitoli generati automaticamente anche in Italia. Forse è una questione dei tag del video. La devo studiare questa cosa. Penso di sì. Si sente? Io non la sento perché sto così. Sta variando, speriamo che non si sente. Ci riprovo, 5 cambi all'80° e se si fa male Veretto lo espellono. È quello che poi è successo al Parma. Non lo so, allora l'80° la capisco come domanda. Mettere Neres, Politano era esausto, quindi 81° così. Alcuni cambi secondo me sono stati anche per la questione delle ammonizioni, quindi Lobotka, Lukaku un pochino prima. Spinazzola cambio obbligato perché non ce l'ha tutti i minuti nelle gambe come Lukaku. Quello di Lobotka per l'ammonizione. Potevi evitare Kvara, però anche Kvara veniva dalla botta presa e qualcuno stava dicendo perché non facciamo riposare un pochino Kvara che sta pigliando solo mazzate. Quindi secondo me Francesco è stato una necessità fare tutti questi cambi così. Magari uno è corretto mantenerselo, un cambio di emergenza per la fine della partita se succede qualcosa, però non lo sappiamo, è così. Conte ci ha fatto vedere cambi anche un po' in ritardo nelle altre partite. L'acqua sorgesana è ufficialmente l'acqua dei tosatori di kiwi. Hassan, io in passato ti ho temporaneamente messo in time out, ti banno perché non mi servi, non mi serve spam che non si capisce niente e invece di leggere un commento interessante della community mi devo leggere cose inutili, quindi mi dispiace, ma ban definitivo. Se vuoi tornare ti devi fare un altro account, devi anche entrare in punta di piedi, se no me ne accorgo subito che sei tu, controllo l'IP, ti banno di nuovo e andiamo tranquilli. Allora, Conte ha guardato degli specchietti retrovisori, ciabatte non viste. Con le ciabatte proprio non si può giocare quest'anno, ragazzi, dobbiamo fare la lotta. I sottotitoli non le vedete perché è una live? No, ma penso che in generale si parlava dei video, dei video normali registrati. Esiste la funzione, però vedi, qualcuno ha detto che non funziona, può essere che dipende dai paesi. Vari paesi. Ottimo il risultato, ma ancora non vedo un gioco armonioso di squadra. Raff, aspettiamo ancora. È chiaro, ci sono ancora delle cose da migliorare, non possiamo pensare che il Napoli vada a 1000 e sia tutto armonioso. Dipende anche da quello che ti aspetti, però,
perché può essere anche che il Napoli ci farà vedere un gioco diverso da quello che siamo abituati, sempre di fraseggio, sempre di passaggi stretti o di dominio. Può essere che Conte a tutto questo non gliene frega proprio e non gli interessa. Quindi può essere che vedremo un Napoli che soffre di meno di quanto ha sofferto nell'inizio secondo tempo, un pochino meno bello. Quello è un'altra opinione guardando la partita della Juve, che mi è sembrata la partita della Juve che la Juve volesse essere troppo bella. Li ho visti meno determinati, meno cattivi nell'andare ad agguantare il risultato, pochi tiri, e sotto questo punto di vista preferisco che il Napoli sia un pochino più cattivo, un pochino più determinato ad andare a tirare. Per esempio oggi tira di più, e invece ho visto più passaggini sotto porta dove si poteva tirare. È ancora presto per vedere il Napoli definitivo, ancora non so Conte cosa ha bene in mente, perché non diamo pure l'etichetta a Conte di uno che è difensivista necessariamente, non è detto. Voglio capire il nuovo Conte in un contesto diverso dal solito, che cosa ti può dare. Non me la sento ancora di dire Conte gioca così, come sapevamo di Sarri, come sapevamo di Mazzarri, come sapevamo di Garcia, di Spalletti, va? Diciamo Spalletti. Allora, firmiamo per un pareggio. Cesare Costagliola è dai nostri. Firmiamo per un pareggio con la Juve. Grazie per la persona che sei, grazie France. Firmare per il pareggio, io ti dico, dipende dalla partita. Se la partita tu la stai subendo, il pareggio ben venga. Se invece tu stai dominando e arriva un pareggio, ti dispiace. Ai punti, senza considerare la prestazione, io ti dico un pareggio con la Juventus, siamo pure in trasferta se non sbaglio a Torino, va benissimo, perché non ho questa ossessione di vincere con le grandi, perché devi fare lo scontro diretto e devi fare i post sui social, come abbiamo detto spesso, come diceva Fabio Versati. Le partite con le piccole, quelle non le puoi perdere. Le partite con le piccole devi vincere tutte. Se fai un pareggio qua, qualcuna la perdi, così a livello di classifica i punti si muovono e stiamo tranquillissimi. Ma quindi McTominay come ce lo dobbiamo aspettare tatticamente? Caro Phoenix, lo vedo sotto punta, proprio vicino alla punta, più che come trequartista alla Kvara, io lo vedo proprio vicino alla punta il più possibile, ma è un'analisi ancora parziale. Se me lo fanno vedere a due a centrocampo, forse ti dico di più. Per il momento lo vediamo vicino alla punta, perché quelle sono le sue caratteristiche. Se poi vuole fare tutto il lavoro che hanno fatto Lobotka e Anghissà oggi, che hanno fatto un lavoro importante di dinamismo, tanti chilometri avanti e indietro, anche lateralmente, spesso vicini, quindi vuol dire che stai liberando una zona dove si può inserire Di Lorenzo e poi devi andare a recuperare. Se McTominay riesce a fare tutto questo, Anghissà il posto non lo perde, ma è insidiato, altrimenti partono sempre Lobotka e Anghissà, e ci sta anche. Quanto era importante, Chris? Ma importantissimo, e lo so che è la battuta così, ma in questo caso veramente importante, perché è una partita che storicamente è difficile, perché era la partita della terza vittoria consecutiva, che storicamente non era difficile, ma era un anno e mezzo che non arrivava, era nell'ambiente particolare, ci hanno fatto di tutto, tra non ammonizioni, falli sistematici, lo spalto sugli spalti, tutto il macello così, tutta la pressione generale. Nicola l'aveva studiata anche bene, perché non si muove male il Cagliari. Questa vittoria è veramente importantissima. Forza Napoli dalla Moldavia, e quindi molto bene. McTominay ha giocato nel ruolo di Kvara, niente 3-5-2, è cambiata solo l'impostazione, assolutamente creo, non so chi ha parlato di 3-5-2, assolutamente no, perché stava proprio lì a galleggiare come c'era Kvara. Poi quando entra McTominay c'è ancora Politano per 5 minuti, e poi quando entrerà Neres, non è che Neres fa la seconda, sono proprio uguali, hanno proprio fatto uguali. Più alla Hamsik o alla Zielinski? Sì, lo può fare tranquillamente, però ripeto, Zielinski sottopunta oppure
la mezzala, quella là offensiva che si inserisce. Hamsik ogni tanto, ma sempre per quella, l'abbiamo visto anche centralmente, come anche Zielinski, ma dava il meglio di sé da mezzala che si inserisce, quindi da trequartista così. Proprio come caratteristiche, anche McTominay probabilmente può finire più dietro, come è capitato a Zielinski, come è capitato ad Hamsik. Però dobbiamo capire proprio che tipo di tecnica ha nei piedi, che tipo di movimenti fa. Zielinski e Hamsik le conosciamo molto bene, McTominay non lo so se ha quella pulizia di calcio, se ha quel modo di accompagnare il primo stop, lo fa orientato, se alza la testa per fare il passaggio illuminante, cosa che Hamsik aveva, Zielinski il passaggio orientato, il controllo orientato che aveva. Non lo so se McTominay ce le ha tutte queste cose. Sappiamo che c'ha i gol nelle gambe, che c'ha l'istinto del gol. Le altre cose non lo so. Non è detto. E uno d'area di rigore, la Perrotta. Ecco, Perrotta mi piace come paragone, che è finito a fare il trequartista, un trequartista più di quantità che di qualità. Non un numero 10, ma uno che va a chiudere l'azione, che pressa molto, proprio il trequartista dello Spalletti dell'epoca, che gli piaceva utilizzare anche Nainggolan in quella zona là. Piace come paragone. Il Monza non sta giocando male? Voi mi potete anche incalzare su quello che succede sugli altri campi, che tra un po' apro anche la live a tutti, così faccio parlare tutti voi. Super League, fammi vedere, sempre 0-0, siamo alla fine del primo tempo. È giusto per farmi perdere tutti i fantacalci possibili, perché abbiamo tutta una serie di giocatori dell'Inter, ho preso quasi tutti dell'Inter in tutti i fantacalci dove potevo. C'è Carlos Augusto in difesa, Di Marco, Aslani al posto di Çalhanoğlu. Allora nel secondo tempo potremmo vedere Çalhanoğlu, potremmo vedere Zielinski, potremmo vedere Taremi, vediamo un pochino. Assolutamente d'accordo con te, scherzi a parte, Lukaku è già troppo importante per questa squadra nello sbrigare velocemente le uscite dal basso. Oggi il primo tempo hanno giocato solo su di lui. È vero, è proprio lo sbocco tattico. Iezzo, Campagnaro, Ronica, Grava, Savini, Garix, Gargano, Blasi, Hamsik, Lavezzi, Zalaieta. Reia faceva lo stesso gioco, una ricostruzione un po' a Marcò. Ci sta però, Robè, ci sta, perché è proprio il 3-4-2-1 finale con Hamsik, Lavezzi, con Lavezzi più libero di andarsene dove voleva e Hamsik da fare da raccordo. Ci sta, questo è Reia, poi idem quando arrivò Mazzari con altri interpreti. Però sì, assolutamente sì. Nel frattempo però il calcio ha fatto due evoluzioni, perché quella cosa funzionava, poi dopo non ha funzionato più tanto perché ti avevano sgamato e ti sapevano chiudere bene, poi il Napoli, il 4-3, l'evoluzione del 4-3 ti avevano scamato anche quella. Adesso il calcio sta tornando di nuovo a questo 3-4 con i due trequartisti che si allargano, che vanno al centro. Tutti quanti dicono l'ha inventato Gasperini. Anche Reia lo faceva, anche Mazzarri lo faceva, quindi non è che Gasperini, il modo in cui poi gli interpreti vanno a riempire gli spazi che è diverso, perché Gasperini lancia un difensore in avanti e te lo ritrovi improvvisamente a creare superiorità numerica, come fa Guardiola. Ovviamente Gasperini non è che si è inventato niente, però Guardiola, Gasperini, questi personaggi qua che danno degli sbocchi a un modulo che esisteva già e che può funzionare. Fine primo tempo 0-0, bella squadretta pure il Monza. Conferenza stampa, Conte ha detto a Meret di parlare di più in campo nello spogliatoio, niente di meno. Ma Conte, se guardate tutti i video, non solo i video, si è letto tutti i tweet di tutti i tifosi del Napoli praticamente, è una cosa bellissima. Rocco, allora, vedo poco entusiasmo per queste 3 vittorie di fila, forse un segno di maturità della piazza. Contro la Juve capiremo di più delle nostre ambizioni. Caro Rocco, penso che allora l'entusiasmo ci sta, però forse è questa community che è un pochino più calma rispetto ad altre. Sicuramente in altre situazioni vedrai delle sboronate, vedrai gente che già esulta per lo scudetto, un po' per ridere, un po' per fare
per fare sensazione, per farsi ricliccare, un po' così, ma io sto imparando. Twix non è un posto bellissimo, però c'ha un vantaggio e quindi io ci sto andando più spesso perché random, senza andarli a cercare, scrollando ti capitano i commenti di tifosi di tutte le squadre. Ora io so che Twix è un posto un po' estremo, nel senso che ci sono le estremizzazioni di tutti, altrimenti non vieni considerato. Però io sto notando che tutti i tifosi tutto il tifo è paese, nel senso che troverai il tifoso della Juve che dice il nostro problema è Vlahovic, se togli Vlahovic abbiamo risolto tutti i problemi. Troverai quello che invece se la prende con l'allenatore e dice motto io uguale sto parlando della Juve per fare un esempio, ma li trovi tra i tifosi del Milan che se la prendono con Leao, li trovi tra i tifosi della Lazio che se la prendono col presidente anche se magari all'interno di una partita c'è un errore sotto porta di un attaccante, sarà sorpresi con Immobile, no? E adesso capiremo la Roma che De Rossi già è finito l'effetto, la cura De Rossi è finito l'effetto De Rossi e quindi sta sbagliando tutto. Questo mi rassicura perché sappiamo che ci sono tifosi di tutti i tipi per tutte le squadre e non ci dobbiamo sorprendere. Mi ricordo di aver risposto ad un tweet che diceva ma anche negli altri tifosi, ma è normale, anche gli altri tifosi suggeriscono all'allenatore quale modulo fare, e io ho risposto sì, tutti gli altri tifosi di tutte le squadre, quelli che sono appassionati di questo argomento, suggeriscono in un modo o nell'altro perché per loro quella è la soluzione. Passi 4-3, hai risolto tutti i problemi, togli Mario Rui, Juan Jesus da mezzo, hai risolto tutti i problemi. Di conseguenza mi tranquillizzo che dice non siamo solo noi che abbiamo un approccio al calcio di questo tipo, è tutto il tifo in generale, quindi è normale, è normale. Guarda come sta Lucano, guarda bambolina she's yelling, insomma everybody's like is that your wife? Yes. Ci sono quelli che lo fanno per finire le compilation. Ho visto Mirko e li ho denunciati, tra l'altro. Non li ho denunciati, gli ho mandato una mail perché loro scrivono sul loro profilo, dice se qualche contenuto finisce per errore così, contattateci e noi ci prenderemo così. Gli ho mandato una bella mail ufficiale dove chiedo ufficialmente di non essere più preso, estrapolato da un contesto e messo in una compilation per vari motivi. Il motivo principale è che io faccio un discorso completo e non puoi mettere 20 secondi come se quella fosse la mia unica idea del calcio, prima di tutto. Secondo, il contenuto è mio, perché ci devi fare i video tu? Non capisco perché uno dovrebbe fare le compilation dei video degli altri. A qualche youtuber fa piacere perché hanno quel momento di notorietà, finiscono in una compilation e qualcosa così, ma a me non mi porta né iscritti né visualizzazioni né piacere né passione, non mi porta proprio niente. Quindi ho chiesto ufficialmente e per favore chiedo a voi della community, se vedete alcuni altri inserimenti di pezzettini miei in video compilation che poi vengono utilizzati e messi in rete e monetizzati, mi contattate e interveniamo legalmente, perché io sto in America, non si scherza, le cose le facciamo così. Prima email, abbiamo parlato in maniera calma e abbiamo chiesto, se poi non si fa e succede di nuovo, interveniamo. No, non sta gridando, sta passando al telefono, si sta divertendo moltissimo. Non c'è dubbio che quella situazione abbiamo paura che un calo di forma, non abbiamo alternative. Stiamo parlando di Lukaku? Da variare, certo che da variare pure, è normale, è normalissimo. Parliamo di Meret, Fabio, e come no, è quasi tutta la live che abbiamo parlato di Meret. Sono stato il primo a criticarlo, ora sta facendo ottime prestazioni. Secondo te anche il nuovo sistema avvantaggia e nasconde un po' le sue debolezze? No, secondo me il sistema non c'entra niente per Meret. È un caso. Meret queste parate ce le ha nel suo repertorio. E aggiungo, lo vedrete in reaction dove sono più preciso perché capita proprio là e lo dico.
Meret ha fatto le parate bellissime, le parate del suo periodo Ancelotti, dove faceva veramente parate straordinarie. Ci sono state 2 uscite di Meret oggi, una dove non è uscita e Piccoli salta di testa ed era area piccola, e la dico, perché non si è uscito? Perché questo è il difetto, veramente uno dei anzi, aggiungo, per me è il vero difetto di Meret, non è i piedi, non sono i piedi, perché fateci caso e dovete farci caso bene, Meret con i piedi non è male, indirizza il passaggio, non la sparacchia, ci ragiona, la testa alta, alle volte è troppo sicuro di sé, per questo perde magari un tempo di gioco per guardare e per indirizzare. Il problema di Meret non sono i piedi, certo non è Reina, certo non è Ederson, però è uno che se gli dai, Di Lorenzo gli ha dato pure un pallone difficile oggi, lui con calma il pallone rimbalzava, gliel'ha ridata scavalcando l'attaccante. Il problema di Meret sono le uscite alte specialmente, a volte anche quelle basse, ed è capitato nel primo tempo dove non è uscito. Nel secondo tempo, pallone che spiove, si divincola tra i vari attaccanti, salta, non riesce a saltare per bloccarla, però salta di pugno, poi gli chiamano un fallo e poi Buongiorno lo butta a terra. Il problema di Meret è probabilmente è solo quello. Poi tra i pali è bravo, non farà sempre il miracolo, ma era un tiro al bersaglio l'anno scorso, cioè la lasciavamo tirare chiunque e tutti erano convinti di. Quindi Meret, bene, non è un problema esagerato, non è il portiere più completo del mondo, ma è esagerato dire è il migliore al mondo, dovete farsi il silenzio, non si può criticare mai, perché si può criticare, perché non è il migliore del mondo, ma non è nemmeno il più scarso del mondo. E quindi quando tutte le volte uno dice basta togliere Meret, abbiamo risolto, non è un'analisi approfondita. De Santis non me le ricordo, ecco, devo essere onesto, non me le ricordo le uscite di De Santis, però un altro portiere che faceva le sue parate però De Santis aveva più personalità, si faceva sentire di più, tant'è vero che De Santis diventa dirigente, quindi è uno che quando prendeva il microfono e parlava alle interviste si vedeva che aveva una marcia in più degli altri, uno che guidava la difesa. Meret sta lì, è freddo, non accusa, non va in sofferenza quando fa un errore, sta freddo. Se Conte anche ha detto deve parlare di più, ci fidiamo di Conte che lo sta vedendo e Conte c'ha meno pesi sulla lingua, perché Conte ha uno spessore comunicativo e anche uno storico dove si può permettere di dire delle cose e la gente lo ascolta. Quindi noi sfruttiamo in questo momento la presenza di Conte per capire di più. Ci fidiamo che Conte non ci dice bugie e capiamo di più di tutta la situazione. È proprio così. Un portiere che non sa scegliere, un portiere non ma assolutamente, ma è bene dire nello specifico dove non funziona e non dire che però è un citofono, non para niente, perché non è vero, non lo è mai stato. Sono stati momenti di difficoltà, ci sono dei momenti in cui l'uscita alta ti risolve, hai ragione, risolve l'area e la palla è tua e vorrei che lo facessi, ma un portiere del genere probabilmente costa di più. E non parlo del cartellino dove il Napoli ha speso parecchio, parlo dell'ingaggio, perché ricordiamolo, il Napoli per i giocatori spende, il Napoli ha sempre speso, sono gli ingaggi è una questione diversa, il Napoli non vuole avere questa cosa di ingaggio e infatti Meret va sempre a rinnovo di anno e anno, di opzione, e il suo ingaggio non sale esponenzialmente. Così Ospina entra, due leader, Pepe Reina, Davide il padrone Ospina entra nella mia top 10 del ventennio di De Laurentiis, perché aveva le capacità di quelle parate gattesche, alla gatto, e aveva anche il coraggio di uscire, mia, esco, salto più in alto, se poi infortunante per parecchi infortuni proprio per quello. È così. Brava Angela, stiamo dimenticando il gol di Ale? Assolutamente no. Vabbè, ovviamente ne abbiamo parlato
per sottolineare l'assist di Neres, ma Buongiorno meritava anche lui di mettere una ciliegina sulla sua partita, e non è poco, anche perché abbiamo parlato tantissimo delle possibilità del Napoli di sbloccare partite su calcio piazzato, sicuramente, e abbiamo i centimetri per essere pericolosi sul calcio d'angolo, sui piazzati. Ebbene, è benissimo che si sia arrivato, così ti dai ancora più la sua esultanza col caffè. È un'arma che il Napoli deve sfruttare. Bel giocatore Mina, sì, un po' ruvido, però si fa sentire la sua presenza. È un altro che secondo me da fantacalcio, se c'hai pochi crediti, non aveva, era un'occasione da prendere, secondo me. Ospina alto 1,83, usciva sempre sugli angoli, finiva sempre fasciato. Per questo assurdo come portiere come lui sia stato a Napoli, nessuno l'abbia mai celebrato abbastanza. È vero, mi sono permesso di celebrarlo io, mettendolo nella mia top 11. Collab tra il Milan e gli Yankees fa rumore negli USA. Io non lo so quanto faccia rumore il calcio in generale negli USA. Piccole cose però ti portano sempre un piccolo spostamento. Quello che fa rumore negli USA è la presenza di Pulisic, perché è il capitano loro, è il giocatore più rappresentativo, e quindi secondo me la collaborazione con gli Yankees viene dopo, nel senso che hai Pulisic e la sfrutti aggiungendo altre collaborazioni che portano più visibilità al brand Milan in America, cose su cui loro sono molto attenti. E ti ricordi, no? Anthony Robinson, se dovevo scegliere un americano, ho detto ho preso uno che ci serviva nel ruolo prima che arrivasse Oliver, e a quanto pare Anthony Robinson si sta facendo rispettare, adesso è un terzino che è molto molto rispettato. Arriverà un video interessante, mi dovete dare il tempo un pochino di sistemarlo, un video sul calcio americano, sul calcio femminile americano, non mi fate dire altro, che sennò si prendono, si arrubano l'idea. È il momento di invitare chiunque voglia intervenire, e lo facciamo sul canale Telegram che trovate in basso in descrizione. Lanciamo il link. Se qualcuno vuole entrare, io lo dico sempre ma poi alla fine non lo faccio mai, entrare, domanda, intervento e poi salutare, e invece no, stanno tutti quanti, si arriva a 12-13 persone ma mi fa anche piacere vedere un po' di bordellino. Non ho nemmeno più considerato quanti like stiamo, ma non ha importanza, perché poi i like salgono dopo, non tutti si guardano, tenere da fare la domenica eccetera eccetera, la live se la vedono dopo. Io voglio comunque lanciarvi la reaction tra mezz'ora, e quindi se qualcuno vuole intervenire questo è il momento. Anche Kim si è messo primo gol su 4-0 di conseguenza di un corner che era Monza. Oggi per me Meret migliore in campo, sarà risultato 2 volte sull'1-0. Meret finora miglior giocatore della stagione in queste prime 5 partite, senza se e senza ma. Chi è il migliore tiratore di calci piazzati ora? McTominay? Non lo so se McTominay non mi pare di aver visto calci piazzati da gol da McTominay. Può essere pure che ce l'abbia come fondamentale, però calci piazzati, cioè se parli di tiro da fuori sì, ma calci piazzati credo Kvara prima, poi dopo Politano. Ciao Lucio. Ciao Valerio. Aspetta, c'è anche sì, ti sento bene. Lui si è chiamato proprio sosia di Pino Daniele, Nick. Ormai è un meme della community, perché no? Dai, ci piace. Una serata così va bene. Benissimo. Lucio, che mi dici? Valerio, ho fatto una cosa. Io in pratica la partita l'ho vista in differita, ho finito di vederla 5 minuti fa. Ma sapevi già il risultato? Ti sei mantenuto? No, non lo sapevo. Quindi ho fatto di tutto per evitarlo. Ho cercato di intercettare l'unica radio possibile, che era Radio Maria. Mamma mia, immagini i vicini che ti sentono urlare con un ora di ritardo. Quindi sono tornato a casa e insomma me la sono goduta. Adesso infatti ho ancora l'adrenalina
del post partita. Noi abbiamo sbollito, tu stai ancora tutto contento. No, benissimo, perché il 4-0 è un stato bugiardo. Poi ho fatto questa cosa, no, quando poi ecco ti senti a un certo punto tranquillo del risultato, perché hai visto comunque che la squadra ha giocato una partita di livello, dopo diciamo il 3-0 verso più o meno il 79esimo 80esimo, che vedevo insomma che pure l'intensità della partita era calata. Ho detto vabbè, sono andato a vedere praticamente direttamente se c'erano stati altri episodi e ho trovato al 93esimo ho trovato un altro episodio, un altro gol, sperando che fosse sempre nostro. Quindi poi quando ho visto il calcio d'angolo ho detto allora è un altro che abbiamo fatto. Senti Lucio, noi qua ogni ospite prende una somiglianza, dobbiamo accettare, la community battezza. Tu quindi adesso sei in questo momento Herbert Ballerina, sei Lucio Herbert Ballerina. Non abbiamo dato ancora una somiglianza a Daniele che aspetta 5 minuti, adesso la trovano, loro sono eccezionali, devo dire la verità. Daniele, non ti sento. Mi sentite? Sì. Vi posso dare uno spunto, perché nell'ultimo villaggio in cui ho avuto il piacere di fare le vacanze abbiamo fatto una piccola gara così goliardica sulle somiglianze e mi hanno associato a Bud Spencer, quindi ci sta ti hanno detto Otamendi, pure Otamendi sì, con la maglia dell'Argentina forse paragonato a lui. Bud Spencer con la maglia di Otamendi. Nuovo iscritto, Ale, nuovo iscritto. Vet Rag, benvenuti a tutti. La cena di Clara sulla verticalizzazione di Lukaku, appena abbiamo cominciato un pochino a palleggiare, non a fare il loro gioco con i lanci lunghi sulle seconde palle dove loro sono più forti. Questo è il motivo per cui hanno alzato l'intensità quelli del Cagliari, era quella la chiave della partita. Nick, bravo. Lo vedrai nella reaction. C'è un momento, e non lo dico, però lo dico subito dopo il gol. In quel momento noi stavamo subendo il Cagliari, no? E stava un pochino in affanno. Recuperiamo palla più o meno sulla tre quarti nostra e siamo tornati un po' indietro. Io ho detto bene, teniamo un po' noi la palla senza necessariamente andare subito al contrattacco, perché poi diventi frettoloso, loro magari te la recuperano e ci rischiacciano di nuovo. Palleggiamo un attimo, e su quel momento di palleggio siamo tornati indietro fino alla difesa. Il Cagliari si è scomposto. Il Cagliari si è scomposto perché con la fretta di riprenderla è successo il triangolino nel piccolo con Lobotka e Anghissà, e poi Lukaku mette in porta a cavare. È un'azione bellissima, là ci vorranno 30 frame per far vedere solo quell'azione. No, ma sai perché? Perché poi a un certo punto era proprio palese che il Cagliari puntava su questo continuo cambio di campo. Perché? Perché loro puntavano al fatto che quando il Napoli recuperava il pallone, perché oggi è vero che sembrano scuse alla Mazzarri, però ragazzi vi assicuro, per chi ci ha giocato a calcio lo sa, campo secco e vento forte, il pallone va dove vuole, Comunque ci sono stati tanti errori anche del Cagliari, facevano le lance a capa di caccia che andavano in fallo laterale per colpa del vento, e loro però puntavano al fatto che il Napoli, avendo la fretta subito di ripartire, i tre attaccanti stavano sempre da soli contro 5 giocatori. Allora a un certo punto tutti quanti noi, anche devo dire, anche nella chat degli abbonati, avevano detto fermate sta palla, palleggiate, vengono ad aggredire, fateli venire, accorciate i giocatori più qualitativi e fate qualche triangolo, perché il Cagliari ha giocato tutta la partita contando che noi facevamo i lanci lunghi e cercando la seconda palla, dove loro sono più forti, non c'è niente da fare, sono molto più forti di noi sulle seconde palle, è l'unica cosa in cui sono più forti. È così, quindi Nicola l'ha preparata bene e ha letto bene la partita. Poi nel secondo tempo chiaramente Conte ha detto a Lukaku vai un po' più in profondità, ha detto ad Anghissà e Lobotka tenete la palla. Anghissà bravissimo a un certo punto a stemperare la partita, faceva 2 o 3 tocchi in più, ha iniziato a trotterellare a un certo punto come Lobotka, ma pezzo da Anghissà, fa le piroette anche lui. Però è stata difficile, veramente difficile. 4-0 non deve saltare, ho detto una squadra di pompieraggio, assolutamente, però era importante, perché tu hai dimostrato di saper soffrire
hai dimostrato di avere comunque una tenuta mentale, ti sei affidato ai singoli, perché a un certo punto questo è. E hai dimostrato di poter segnare in diversi modi. E soprattutto io voglio fare un'altra menzione a Neres. L'ultima cosa per cui lo voglio pensare è il calcio d'angolo. Vabbè, quello deve fare assist, è proprio lui fa assist anche in tutti i modi, la passa al portiere, il portiere fa autogol, danno assist a Neres. Però mi voglio focalizzare, se avete notato, sui tocchi di prima. Ragazzi, Neres quando gioca di prima è uno spettacolo, ha fatto 4 passaggi di prima intenzione, scarico e via, tutti e 4 sul piede con la forza giusta. Quella è qualità, ragazzi, quella è qualità. I giocatori di qualità sono giocatori che ti velocizzano la manovra e ti si smarcano immediatamente. Quello è proprio, mi ha fatto veramente brillare gli occhi. Solo Kvara gioca così, a parte lui. Tanta roba. Poi dobbiamo fidarci di Conte. Se dice che non hai 90 minuti nelle gambe e poi Politano ci fa questo lavoro senza palla che un po' ci ha salvato, ha ragione Conte. L'allenatore è Conte. Daniele, che ne pensi di Gilmour? Gilmour, io penso che è troppo presto per dire cosa penso, però quando è penetrato in campo ha avuto lo stesso effetto che ha avuto su di te, mi sembrava Mario Rui, quindi lo posso dire obiettivamente, però mi è sembrato un giocatore che è entrato in campo con una certa personalità, per quei pochi palloni che ha toccato mi sembrava che volesse entrare nel gioco, non si è nascosto nella massa, ha cercato di smistare qualche pallone. Io ti volevo sinceramente dire che nel momento della paura, nel momento in cui Napoli ha sofferto di più, sono rimasto molto calmo, stranamente, rispetto alle volte, perché mi sono sentito al sicuro di avere in panchina una rosa che potesse comunque gestire il risultato. Perché adesso, in questo momento, abbiamo comunque una panchina che vedi, entra Neres e mi sembra che, come ha detto il nostro amico Bellino, cioè veramente è geniale questo ragazzo. A me piace tantissimo, veramente è qualcosa di spettacolare. E sfido chiunque ad avere in panchina uno come Neres. Non ce l'hanno in Serie A, un giocatore come Neres. Mi è sembrato una paura sopportabile. E poi alla fine abbiamo messo il sigillo con questi 4 gol, che è un risultato pesante, però abbiamo vinto, quindi non è che ci dobbiamo mettere a piangere se vinciamo. Poi una cosa che volevo sottolineare, perché nel dopo partita ho ascoltato un po' l'intervento di Conte e mi è sembrato un po' il Conte, quello là un po' piangina, quando ha detto, sai, i petardi ci hanno un po' spezzato il ritmo, però questo mi sembra... È un po' una mazzarrata. Se poi intendeva il fatto che hanno interrotto proprio la partita, allora sì, ma che il rumore dei petardi non lo so, poi la ascolterò bene. Alberto, carissimo, buonasera. Un abbraccio. Un arbitro pessimo, un arbitro sì. Alberto, a proposito, io mi ricordo, tu sei un ex arbitro, giusto? Sì. Allora, sono passati 2, però voglio sentire a te, cioè veramente io non ho parole. Allora, è passato tanto, insomma, l'ultima volta che ho arbitrato avevo tipo 28 anni, insomma, sono 12-13 anni, però ci sono cose, lasciando perdere il fatto che il regolamento cambia e tutte queste cose qui, quindi gli aggiornamenti, insomma, è difficile starci dietro. Però la sensazione ti resta, e a me è stata la sensazione, comunque l'arbitro mi ha dato una sensazione veramente brutta, perché il Cagliari ha cominciato molto fisicamente, con un gioco molto fisico a fare male, ma dopo pochi minuti hanno dato quel pestone a Kvara, che voglio capire che l'arbitro non se la senta di ammonire un giocatore dopo pochi minuti, ok, però già a quel punto lì, secondo me, un arbitro di Serie A perlomeno... Però se tu al quarto fallo non ammonisci, li stai autorizzando a fare ammazzate. Allora io ti voglio chiedere una cosa, ma se un arbitro su 22 falli ammonisce una sola volta all'80°, qui c'è qualcosa che non va. No, c'è qualcosa veramente che non va, ha sbagliato tutto, perché... Allora, tu quando fai il corso da arbitro, la prima cosa che ti insegnano è che cercano di farti sviluppare, in fin dei conti, è la sensazione della partita, cioè in che direzione va la partita, come vuole giocare una squadra e come vuole giocare l'altra squadra. Allora, abbiamo visto dall'inizio della partita che il Cagliari ha impostato la partita sulla fisicità,
sul far male, sul come si dice, spezzare il gioco. non Sull'intensità proprio spezzare il gioco, però fisica, per far paura ai giocatori del Napoli. sull'intimidazione, Grazie, sull'intimidazione. E il Napoli storicamente non è una squadra che gioca fisicamente, ma ci mette più qualità. Allora, quando già vedi il fallo a Kvara nei primi minuti della partita, capisci come va. l'arbitro di serie, ma si sa già come gioca il Cagliari, ok? Quindi già lo devi sapere, però cominciano così subito duri, vai dal giocatore e dici, senti, a te lo dico, e lo dico a tutti quanti, se volete giocare così, finite la partita in 9. Quindi datevi una calmata, perché questo fallo è il primo e siamo all'inizio. Non ve lo punisco. Al prossimo è ammonito. Invece tutto al fallo su Kvara dopo pochi secondi ho detto vabbè, dopo pochi secondi lo posso anche accettare. Dopo che Luvumbo ha fatto 3 falli, c'è stato il fallo dopo pochi secondi e poi Luvumbo ha fatto 3 falli consecutivi. Dicevo, ma lo vuoi ammonire? Li stai autorizzando a prenderci ammazzate? Ma già sul fallo di Kvara, comunque, anche se non lo ammonisci perché al primo minuto, tu lo devi andare a cazziare. Si può dire cazziare? Assolutamente sì, è una cosa che abbiamo visto, cioè non ammonisci ma fai capire, così non può andare il resto della partita, gli fai proprio il gesto anche plateale per far vedere al pubblico di solito, così no. Anche perché poi la stupidità della cosa, tu li hai autorizzati a giocare così tutto il tempo, la partita si innervosisce. Arrivi al secondo tempo, primo fallo di Lobotka, io mo devo ammonire per forza, perché non puoi non ammonire se il fallo è duro. Ed è là la stupidaggine. Ma succede quasi sempre. Il Cagliari fa 22 falli e non viene ammonito nessuno. Il primo fallo era Napoli, viene ammonito Lobotka. È sbagliato. È frustrante. Ne ha fatti 8 il Napoli. Ma di che stiamo parlando? Ma io posso anche capire 14 falli in meno, hai preso un cartellino in più. Ma io posso anche capire che gli 8 falli del Napoli sono tutti 8 falli duri, per cui il giallo ci sta. Però ci deve stare anche il giallo per il Cagliari precedentemente. Perché se tu metti la partita da arbitro, metti la partita su questa linea e dici io questi falli li ammonisco, questo modo di giocare non lo voglio in campo, allora lo capiscono i giocatori e tu devi ammonire anche di meno. Perché i giocatori dicono ragazzi, e io ti lo dico perché ci sono stato sui campi, quando comincia ad ammonire sti campi, i ragazzi, arriva sempre uno che dice guagliurata, va una calmata, perché l'arbitro se no ci ammonisce, questi falli non li vuole vedere, l'avete capito? E lo dicono, se lo dicono, questo non lo sa. Ma anche l'allenatore poi lo dice, tu hai un calma che finiamo in 9, calma. Pure ci ho giocato a calcio semiprofessionisti, cioè queste sono cose, quando noi vedevamo che poi noi, figurati, i tornei regionali, i campionati regionali, là sono ammazzate, no? Quando noi vedevamo che l'arbitro non fischiava, i difensori ci guardavano e ci facevano così. Andate. Questo non ammonisce, andate. Io facevo il Mazzocchi all'epoca, il terzino a tutta fascia, l'esterno a tutta fascia. Menate, e questo è, per questo dico, tu non puoi perdere il controllo dopo sostanzialmente 5 minuti, perché in 5 minuti hanno fatto 4 falli, di cui 3 dello stesso giocatore, e tu non ammonisci Luvumbo, hai perso la partita. Cioè, voto 2, bravo Falange che lo dici, merito, voto 9. Ragazzi, voglio dare il bentornato all'Usco che è tanto tempo col suo bimbo. Grazie. Ciao bimbo, forza Napoli. Un po' di tempo. Sempre forza Napoli. Sempre forza Napoli. Sì, padovano, nato qua, ma napoletano. Che bello. Quindi siamo riusciti nella conversione. Che bello. È un po' di tempo che non ci vediamo, perché ti devo dire la verità, l'anno scorso ho passato proprio un periodo di depressione grazie al Napoli. È stato proprio qualcosa di inenarrabile. Quindi, vabbè, ma non ritorniamo più a quell'anno là, questo è un anno nuovo, abbiamo fatto le 3 vittorie, comunque sono sempre stato sul canale, ti ho sempre seguito con attenzione. Ti ringrazio. No, oggi un buon Napoli. Oggi mi è piaciuta forse la prima partita convincente dell'era Conte. Una squadra che sembrava capirsi un po' di più, almeno questo è stata l'impressione. Un Anghissà, secondo me, rinvigorito dalla concorrenza.
probabilmente qualcosa, insomma, ha cominciato a odorare, no, di panchina, quell'odore di panchina non gli fa piacere, evidentemente, e qualcosa ha fatto di più, decisamente. Sempre un tacco di troppo, a mio parere, perché c'è sta sempre quel tacchetto che deve fare, che sbaglia, però, insomma, molto bene. Lobotka, secondo me, qualcuno l'ha criticato, ma secondo me Lobotka ha sempre fatto tanto, ha sempre fatto tantissimo, è sempre stato un giocatore di altissima qualità anche nei periodi peggiori del Napoli. Anche l'anno scorso è stato sempre uno dei migliori in campo, insieme a Politano, l'anno scorso. Quindi quest'anno Politano se la vedrà dura con Neres, anche se non sono proprio dei sostituti uguali. Vedo che Neres attacca la profondità continuamente. È come diceva, non l'ha capito McTominay. Bravo, perché lui ce l'ha sempre l'1-2, cioè punta, te la darà bene con i tempi giusti e poi ti dà subito la soluzione. Si devono un po' capire, speriamo che insomma... spiego, quella è scuola Ajax. Cioè, gli esterni dell'Ajax, se vedete gli esterni dell'Ajax in giro d'Europa, Bergwijn, Promes, hanno tutti questa caratteristica, lo scambio veloce di prima e attaccare la profondità. Neres è un po' più tecnico di altri e quindi la vera qualità sta che tu ti arriva una palla sporca, tu fai un passaggio rasoterra forte sul piede e attacchi la profondità nello spazio giusto. Quella è visione, no? Vedi, ma ci ha acceso qualcosa, capito? Perché questo Napoli non era proprio più abituato a questo. Cioè, erano 1 anno e mezzo che queste cose qua non le vedevamo più. In quest'anno, cioè, secondo me lui è stato uno dei, secondo me, più importanti di Lukaku sotto certi punti, su un certo punto di vista. Cioè, dal punto di vista dell'interazione con la palla, il modo di giocare, eccetera, forse ha acceso qualcosa. È perché chiedevamo la qualità, ricordi tutta l'estate abbiamo detto qua serve qualità, altrimenti facciamo solo ammazzate e Neres rappresenta proprio quello, cioè che tocca il pallone in maniera diversa. Perché la panchina con McTominay e Gilmour rappresenta un'alternativa speciale. Dobbiamo vedere McTominay, perché oggi McTominay sembrava un po' spaesato in campo, giustamente, sì, è vero. Comunque, però si vedeva che ancora non capiva dove si doveva posizionare. Ha fatto 3 allenamenti. Vabbè, ma io non lo sto criticando, però oggettivamente mi è sembrato così. Poi altrettanto Gilmour, insomma, ha fatto vedere poco, non direi che non sono ancora valutabili. Neres, 3 partite, 3 assist, cioè, mega male, cioè, ne fa uno a mezz'ora. Bene, insomma. Ragazzi, voglio dare la parola a Lucio, poi voglio salutare Baby Fox, poi c'è Alberto con la mano alzata e poi Managgiai. Lucio. Avete già parlato dell'arbitro? Oh, l'abbiamo fatto una chiave. Sì, no, scusate un attimo, Vale, io saluto, vi saluto tutti, saluto gli amici Bellini nei commenti. Grazie mille per lo spazio sempre. Forza Napoli, vai. Un abbraccio. Forza Napoli. No, dicevo, stasera, proprio per il clima di guerriglia che c'era intorno, sarebbe stato bello avere una di quelle prestazioni arbitrali, un arbitro che manda un messaggio del tipo: questo è un gioco, si rispettano le regole, va giocato in un certo modo. È stata guerriglia fuori e guerriglia dentro, quindi molto, molto male da questo punto di vista. Poi se ha parlato di prestazione convincente, su questo ho qualche dubbio. Cioè, nel senso, abbiamo un po' meglio delle altre volte, la più convincente. Un po' meglio sì. La cioè, più io convincente penso che dell'era Conte. L'abbiamo vinta così in maniera anche un po' eccessivamente roboante, cioè il punteggio è eccessivo, però l'attacco è pesante e questa cosa mi fa molto piacere. Tra l'altro contentissimo del gol di Buongiorno, perché ha coronato una prestazione secondo me allucinante. Ha fatto un unico errore dove a un certo punto si è fatto rimbalzare una palla davanti, l'ha semi lisciata, però a parte quello secondo me è stato statuario in difesa. Sono molto contento per Anguissà, perché ne avevamo parlato di Anguissà e del fatto che potesse migliorare. Non credo sia tutto merito di McTominay, perché stasera ho visto la squadra più corta, in particolare ho visto che quando Lobotka saliva insomma in pressing, lui non saliva con Lobotka, quindi secondo me è proprio una questione, lui si trova più agio in una squadra più corta, cioè che quando la squadra si allunga lui va in sofferenza, che poi è un paradosso per quelle che sono le sue caratteristiche fisiche, però Anguissà proprio nello stretto, quando la squadra riesce a rimanere compatta, dà il meglio di sé anche tecnicamente, cioè oggi
Lui è tecnico. È tecnico, quindi paradossalmente va meglio nello stretto, quindi oggi è sbagliato sicuramente c'è un effetto McTominay che gli mette un po' di pepe e questo va bene, però penso che oggi proprio il Napoli si è migliorato nettamente rispetto alla scorsa partita come atteggiamento tattico, come a livello di compattezza, anche nelle ripartenze ho visto ottime cose, cioè dal punto di vista della fase offensiva secondo me siamo stati ineccepibili, se non qualche macchia di Politano che a volte poteva servire in profondità Lukaku e non l'ha fatto, sai, quando entra in quella modalità dove abbassa la testa e corre non mi piace tantissimo, però poi c'è Neres nei 10 minuti finali che ti fa dimenticare tutto questo, ha fatto 3 assist in mezz'ora, secondo me questo ragazzo durante l'arco del campionato si ritaglierà sempre più spazio e ci darà parecchia soddisfazione, perché si vede che è un giocatore di livello Kvaratskhelia, e avere 2 Kvaratskhelia è importantissimo, così come è importantissimo avere 2 Lobotka, perché a un certo punto è entrato Gilmour e io tutta questa differenza non l'ho vista, anzi, quindi sì, poi sono d'accordo su McTominay spaesato, un po' speso, l'ho visto anche un po' spaesato, però troppo presto per giudicare. Arriva a capire tutto, cioè questo è venuto la posizione, il gioco. Poi secondo me lui dal meglio di sé centralmente invece è stato comunque messo in un ruolo che implica di giocare un po' più laterale, quindi non lo so, forse si deve un attimo adattarsi. Beh, sarei curioso di capire se Conte prevede quello come ruolo di McTominay in linea definitiva, cioè questa è una domanda importante da fargli, cioè se McTominay lo vede nei 2 dietro la punta. Gliela faranno, secondo me lo vede. Sentito, gliela faranno. Lo vede come Jolly, la devono sentire da qua. Jolly, esatto, anche il fatto che sia entrato lui. No, ma è uno di quelli che secondo me è stato acquistato anche per questa sua capacità di rivestire tanti ruoli e ne ha rivestiti tanti in carriera, cioè quindi questo è uno dei motivi per cui c'è un giocatore del genere. Ti serve in tante posizioni del campo, può sostituire Anghissà, così come può sostituire Kvaratskhelia come oggi, o qualcuno l'ha utilizzato pure come prima punta in passato, perché no, in caso di necessità. Io penso che abbiamo giocato ora. Buonasera. Ragazzi, mi sentite? Per quelli nuovissimi che non sanno, Bepi c'è da quando proprio eravamo 300, non lo so, forse 2019. Vabbè, 5 anni. Il 2019, esatto. Dall'anno di Rocky 3. Ci siamo fatti tutto il periodo del lockdown a fare pastiere. New York, Trentino. Me lo ricordo io. Alberto, sì. New York, Trentino. Ragazzi, allora volevo solamente, siccome ci manco da tantissimo tempo, problemi vari, adesso sembra che mi sono un attimino assestato con il lavoro e tutto, volevo dare un mio giudizio, Vale, per rispetto a te sarò poco tranciante, perché sai che a me Conte non mi piace, ma non mi è mai piaciuto, però se questo è il risultato, come non mi piaceva Spalletti, va bene anche Conte. È un bel paragone che piace in questo momento. Però non credo che Anghissà abbia avuto paura della panchina. Io credo che sia stato un episodio. Oggi bisogna, secondo me, aspettare almeno altre 2 o 3 partite per vedere se ha veramente paura della panchina o se, tolto le ciabattine, ha iniziato a indossare le scarpette. L'unica cosa che io ho notato, e voi, per chi non mi conosce, io non sono un grande esperto, il mio maestro è Valerio e praticamente ho iniziato dal 2019 a capirne di calcio, però quello che ho notato, ripeto da ignorante, che c'è un accanimento contro il Napoli da parte della classe arbitrale, che mi sembra un po' fuori luogo, perché non è possibile che il loro 77, aiutatemi a dire il nome, ci abbia fatto falli dal 4° secondo in poi e non ha beccato il cartellino. Forse se l'ha beccato proprio perché gli è caduto dalla tasca all'arbitro. Lukaku ha fatto un intervento, per carità, ci stava, subito il giallo, cioè fatemi capire.
No, è vero, approfitto perché mi parli di Luvumbo, perché Luigi ci chiedeva nessuno ammonisce più per la simulazione. Luvumbo a un certo punto vola, cioè Anghissà non lo prende, era a centrocampo la cosa, cioè l'intervento vola, chiama, mi pare che dà il vantaggio l'arbitro, una cosa del genere, poi perché il Cagliari aveva ancora la palla. Però gli dice la parola. Però ad Anghissà gli dice la parola l'arbitro, tanto che Anghissà fa con le mani così. Bravo, perché io Valerio, ma nella stessa azione in cui viene ammonito Lobotka? No. No, quello viene prima, era nel secondo tempo, comunque Anghissà non lo prende, Luvumbo vola, Anghissà si prende il rimprovero, quello dal vantaggio, fa niente. Ma veramente stiamo facendo... La simulazione in realtà secondo il regolamento è ancora dentro, in realtà dovrebbe essere punita. Io penso che per la questione del VAR non si ammonisce più la simulazione, perché altrimenti si finirebbe veramente tutte quante le partite in 10. Perché ci stanno talmente tante di quelle simulazioni durante le partite, a meno che uno non fa il pugno duro, a un certo punto dice vabbè, basta, adesso basta con le simulazioni. Il paradosso allora è quello che se non pure. inizi ad ammonire, Noi finiamo noi in 10, finiamo noi in 10. Finiamo noi in 10, in 9, in 8, perché ci stanno praticamente gambizzando, letteralmente gambizzando. Le prime 20 partite finirai tutte e 20 partite in 10, in 9, perché ci saranno ammonizioni per simulazioni di continuo. Finché il giocatore non lo capisco. Però non lo so. Io sono un mediocre giocatore di calcio, però tanti contatti che vedo che non sono neanche fallo vengono fischiati per fallo. Poi magari quando ci stanno degli interventi piuttosto duri su il nostro Kvaratskhelia, che mia figlia lo pronuncia molto meglio rispetto a tanti giornalisti, non viene neanche fischiato fallo. Cioè, allora a questo punto dico io, il nostro De Laurentiis, piuttosto che andare a fare le sceneggiate, a piangere, a ridere, a scherzare, a fare, a dire lettero testamento, perché non inizia un attimino in Lega a parlare di questo problema serio? È vero, ci ha provato Ancelotti, ci hanno provato in 1000, eccetera, eccetera. Però perché si è fatto troppi nemici. Così deve andare, cioè così deve andare. Anzi, l'anno scorso Kvaratskhelia prendeva le vorrei mazzate e essere veniva ammonito lui. Esatto, ma anche noi veniamo ammoniti noi. Ma perché se De Laurentiis, invece di fare le guerre in Lega e di continuare sempre a dire le sue cose, di attaccare, invece di attaccare a DL out, fosse un po' più diplomatico, quando deve essere diplomatico, allora sarebbe anche ascoltato nel momento in cui lui dice dobbiamo cambiare un pochettino il modo di arbitrare, signori miei cari. Però De Laurentiis è conosciuto in tutta Italia per essere De Laurentiis, per carità. Quando parla lui in Lega, vabbè, ha fatto di nuovo la sparata De Laurentiis. Sì, ma De Laurentiis non può, cioè, nonostante comunque un certo potere, comunque il Napoli l'abbia acquisito, no, nel corso degli anni, perché comunque qualcosina ha guadagnato, qualche gallone l'ha guadagnato, cioè comunque non potrà mai combattere un sistema che è sempre stato così e sempre sarà così. Cioè, io non voglio rassegnarmi a questo, ma purtroppo, cioè, ragazzi, allora siamo favorevoli alla Superlega? Non lo so, cioè io onestamente mi guardo la partita, mi godo il momento ogni volta che Napoli... ma io faccio i bottoni nello stomaco per certe cose, non so se lo devo tradurre. Ma tu non devi combattere un sistema, tu devi semplicemente dire c'è una regola, la facciamo rispettare, o comunque la facciamo rispettare meglio. Io capisco che qualche volta possa succedere che la simulazione non viene vista, ma qualche volta. Avete visto che anche il VAR è stato aggirato quando l'hanno voluto aggirare, cioè quando l'hanno aggirato lo stesso, e l'abbiamo visto l'anno scorso. Perché non è più Lega Calcio, adesso si chiama Lega Arbitri. Perché lo spettacolo lo fanno loro dal primo all'ultimo minuto, dentro e fuori dal campo. Sono loro i protagonisti. Sì. Dobbiamo fare qualche passo indietro, ma devono farlo le società, ovviamente, i presidenti, non noi. Purtroppo dobbiamo essere dominanti come lo siamo stati nell'anno dello scudetto, al tal punto da non potersi far condizionare anche dalle decisioni arbitrali. È una cosa rara, tant'è che io non vorrei parlare solo di noi, perché queste cose succedono in tutte le partite, probabilmente in generale. Però... Perché io pure quando vedo le altre, perché io seguo anche le altre partite, da quando ho cominciato a fare il fantacalcio con Valerio, mi seguo anche le altre partite e ci stanno simulazioni di continuo,
ma di continuo che danno fastidio. Ma anche falli idioti, falli idioti, ma perché anche falli finti. Quando ieri Gatti ha preso la testata e si è lanciato a terra, si vede proprio era rosso, vedi a un certo punto Gatti mentre sta parlando il lag c'è un po' hai di preso lag. La testata, sono d'accordo, mettiti la mano in faccia e dici oh ma che cavolo fai, ma che tu con la testata ti sciogli come successe quando successe mi pare l'anno scorso o 2 anni fa, che uno prese, non mi ricordo chi giocatore, mi pare che era Quadrato, che prende un pugno in faccia e non si muove proprio perché stavano litigando proprio, te lo ricordi? Sì, era fine partita, bravissimo, era fine partita, Valerio, non si muove proprio. Valerio, durante il lockdown un Juventus, credo, non mi ricordo, Cagliari, comunque un Juventus, una squadra mediocre, Cristiano Ronaldo riceve una manata sulla mano, non so, ti ricordi questa cosa, l'abbiamo fatta anche in live, mani in faccia, capitombolo per terra 3 ore, urla di pazzi che si è stendito per tutti il Piemonte, vabbè. Ragazzi, ma se la volessero cambiare, no? Io posso anche capire che l'arbitro in campo non le veda queste simulazioni, non veda, diciamo, queste scene. Ci sono 60 arbitri dietro a 60 monitor. Io voglio anche crederci, però dopo la partita si vede bene, no, quello che è successo, si vede quanto è stato, cioè se volessero punirli e cambiare la cosa per rendere lo sport uno sport, cioè per rendere il calcio uno sport, lo potrebbero fare tranquillamente, punendoli successivamente, no? Cioè, ho la soluzione. Ho la soluzione. Lo am l'euro amiz. Andiamo in geopolitica. Quella è la soluzione a tutto. Lì come un altro problema sono le eccessive perdite di tempo. Quando magari una squadra di lato destro di classifica si sta tirando quel pareggio, negli ultimi 20 minuti non si gioca più, ragazzi. Negli ultimi 20 minuti non si gioca più. E vanno prese delle contromisure. Che la gente vede. Valerio, ma hai visto che sta ragazzi in Inghilterra con questo arbitro Taylor che continua a fare errori? Mi era arrivato un messaggio, dice 14 ammonizioni nell'ultima partita. Sì, cioè, ma è una cosa e gli affidano partiti come Chelsea, Manchester City, cioè di cosa stiamo parlando? È tutto il sistema che ormai è così. Poi volevo dire un'altra cosa. Hanno fatto la domanda a Conte e adesso giocate con la preoccupazione per la partita contro la Juventus. E meno male che Conte le ha detto la risposta giusta. Ragazzi, ma non si può ascoltare una domanda del genere. Cioè, noi non giochiamo. Sono giornalai, senza offesa. Sono giornalai, perché noi dobbiamo giocare una partita di quello, capito? A me mi sembra che ha giocato con la paura addosso, perché ha fatto 0-0, allora così la dobbiamo commentare per metterci ai loro livelli. Ah, che la Juve aveva la testa già al Napoli. Bello. Scusa, i giornalisti devono mettere pressione, devono fare pure anche il loro lavoro, però alla fine ha risposto bene Conte, ma io sinceramente il Napoli viene dal 10° posto. Io non mi creo, da tifoso personalmente, non mi creo il problema se riusciamo o non riusciamo a vincere contro la Juve. A me non interessa di vincere con la Juve, noi dobbiamo vincere col Cagliari, noi dobbiamo vincere col Verona, noi dobbiamo vincere col Bologna. Ma anche quando abbiamo vinto lo scudetto, a me non sarebbe interessato vincere con la Juve. È stato fantastico vincere 2 volte con la Juve, la prima volta 5-1 è stato fantastico. E la seconda volta con l'Inter abbiamo perso. Sì, abbiamo perso con l'Inter, ma a me non me ne è fregato niente di perdere con l'Inter, perché non dobbiamo vincere con queste squadre. Lo disse perché tieni pochi interisti e juventini attorno. Allegri mi è antipatico, però Allegri disse una cosa seria: a noi non interessa andare a fare il risultato con queste squadre. Noi queste squadre dobbiamo giocarci la partita, se pareggiamo va bene, se vinciamo va bene, se perdiamo abbiamo perso. Noi dobbiamo vincere con le squadre piccole, con quelle che stanno sotto a noi. Non puoi sbagliare e noi veniamo dal 10° posto, quindi di parlare di poter vincere contro la Juve, contro l'Inter, contro il Milan, ma state parlando proprio di una cosa sbagliata. Sì. Cioè con quelle lì te la devi andare a giocare, devi sperare. Gol Monza. Confermatevi perché io sento la televisione di là, quindi penso che ha segnato il Monza. Allora,
I like che non mi sento bene. Ragazzi, pompieraggio più che mai in questo momento. Allora, c'è un problema però col gol del Monza, perché io volevo, me la tiro la live, altri 10 minuti così. Ci saranno 25 minuti di recupero se non pareggiano. Certo. Lo sapete. Si va ai supplementari. Il terzo tempo. Sommer, Valerio. C'ho chiaro che c'ho Sommer penso 2 su 3, 2 su 3 fantacalcio. Non ci sto capendo niente perché Valerio, ricorda che è sempre la Sommer che fa il totale. La Sommer che fa il no, totale. va bene, ma questa proprio no, va bene. No, Herbert ballerina. Per forza. Perché commento memorabellino. Ma volevo dire una cosa, cioè io poi non so ovviamente come andrà il resto della stagione, perché siamo appena alla 4ª giornata, però potrebbe succedere che a un certo punto del campionato noi ci troveremo a dire: ma lo sapete che la partita proprio più benedetta di tutte è stata Verona-Napoli 3-0? Bello, perché quella cosa che ti dà quello sprint col mercato ancora aperto, un po' di paura, mettiti a lavorare. Bello. Dani Mota su assist di Izzo. Bello il gol, bellissimo. Comunque scusa, volevo dire... Calcio, me lo sentivo. Comunque attualmente dopo le prime 4 abbiamo un punto in più del Napoli di Spalletti dell'anno dello scudetto. Allora cominciamo lo scudetto, ed è scudetto, ragazzi. Ci vinciamo pure la Champions. Ah no, la Champions. Non già era un dato estemporaneo. Comunque non deve esagerare. Era un dato estemporaneo perché comunque volevo dire... io lo confrontavo con Garcia, poi mi sono reso conto di questa cosa. Ma che significa pennellata? Cioè Izzo ha fatto una pennellata, lui non è un giocatore di grande tecnica di solito. Non è un gran pittore, diciamo. È un gran pittore, Izzo. È un picchiatore più che altro. Ragazzi, ha sbagliato tiri, Bravo, non lo so, non lo so, vorrei chiudere adesso la live per chiudere la partita del Monza, cioè, come se si frizzasse il risultato. Non si può fare. Vabbè, pennellata. Io inizio a salutarvi dai 9 gradi di Vico Rendena in provincia di Trento. Siamo già con le stufe accese, vi voglio bene. Valerio, number one. Ciao Bevi, un abbraccio gigante. Bacione a tutti. Ciao. Che succede? Daniele, fai la telecronaca. Allora, Dumfries ci ha provato di testa, però è un ciuccio e quindi non ha segnato. Però bello, proprio. Entrato Cialanoglu. Allora, vediamo, perché mi scrivevano che Inzaghi aveva esaurito tutti i cambi. Il primo è stato Zielinski per Mkhitaryan, poi Dumfries per Darmian, Taremi per Lautaro Martinez, poi Arnautovic per Thuram e Correa per Aslani. Quindi tutti i cambi ruolo su ruolo, tranne al 74esimo ha aggiunto Correa, quindi l'Inter c'ha in questo momento 3 punti con Taremi, Correa e Arnautovic. E chi le processa perché non ha misa Cialanoglu, perché io ce l'ho a fantacalcio e mi doveva... Uno spende una cifra su Cialanoglu e vuole pensare di averlo sempre titolare, e invece non è così. No, io ho speso una cifra su Lukaku. E su Kvaratskhelia. L'attacco del Napoli che nessuno mi guffa. E siamo a posto così. È vero, questo non potrai subire nessun pianto. David Neres è attualmente tipo capo assist man, con 3 assist su tutti, mi pare il secondo abbia appunto 2 assist e ha giocato mezz'ora. E il secondo è Lukaku con 2 assist. Sì, è Lukaku. Poi mi pare sia Leao, Kvara forse. Tu dici tutta la Serie A, non del Napoli? Di tutta la Serie A. Oh, è bellissimo questa cosa. Raga, ma il dato più esaltante per me è quello che in 4 partite 3 gol dei centrali. Esatto. La prestazione di Lorenzo oggi va sottolineata.
ma oggi hanno giocato bene, abbastanza bene tutti, anche se però lui molto attento Meret. in difesa, molto attento in difesa. Una partita però Meret, secondo me. Io sono contento che sono arrivati nel momento del bisogno, quando veramente c'era necessità, ha fatto le parate che doveva fare, perché in quel sono momento contento che sono arrivati 2 scozzesi, perché Anghissà e Lobotka hanno bisogno di pausa, hanno bisogno di respirare, si vede che non ce la fanno. È dura ragazzi, andare avanti e indietro al centrocampo a 2 tutto il tempo, 4 partite. Cioè, Vale, io mi ricordo che quando giocavo a FIFA 22, mi sembra 21, cioè mettevo sempre Pogba al posto di McTominay, ovviamente, no? Perché avevo un overall molto superiore, però McTominay è un giocatore, un centrocampista difensivo centrale, forse è stato anche è stato molto criticato dai suoi stessi tifosi. Scusa, ti chiede carte? Allora non capisci niente. Nell'aria era nell'aria, ragazzi, meglio così sì, perché giocavano primi in classifica solo noi a distanza e già cominciavano scudetti, il quinto scudetto, non abbiamo ancora vinto il quarto, ma il quinto già ce l'abbiamo in mano. Meglio che no. No, meglio così. Facciamo i complimenti all'Inter per il secondo scudetto consecutivo. Queste sono le partite che con Fonseca non avresti mai. Faccio un misto di frasi. Le sliding doors, direbbe Chiariello. Le sliding doors. Questa è la sliding doors. Scendiamo dal carro. Sì, no, scendiamo, il carro non va bene. Comunque stanno ancora pareggiando. Ragazzi, sta giocando l'Avellino con ma capito che significa quando se avevamo quel distacco, già abbiamo un punto di distacco, avevamo 3 punti di distacco, era finita. Il Napoli già favoritissimo per lo scudetto. Valerio, sta giocando l'Avellino. Sta giocando l'Avellino. Ma non abbiamo gol del Monza. Ma che Monza? No, ragazzi. No, sto vedendo pure questo in differita. 1-0 ha segnato l'assist di ma tu sei un personaggio mitologico, ti lascio le chiavi del canale. Lo so. Sono diciamo uno con il corpo di uomo e la testa di cazzo. Ma lei gli devi fare il bordino, bordino dorato attorno allo schermo, come a eFootball, sai, i giocatori epici. È una roba fantastica. What's happening? Do you want to say hello? No? She says hello, like idealmente vi saluta tutti. La bambolina, sì. Salutiamo. Ti salutano tutti, everybody say hello to you. Ragazzi, io la chiudo qua perché non possiamo raggiungere un livello più alto di quello raggiunto in questo momento e quindi lasciamo che questa partita scorra perché non ci interessa. Vi abbraccio e vi bacio nell'ordine. Chi era entrato? Lucio, che era entrato, che poi abbiamo salutato anche Nick così. Lucio, ti aspettiamo la prossima volta. Sì, la prossima volta spero di farcela perché sarò siete due Lucio, siete due Lucio, dicevo il Lucio sopra di te. Ciao Lucio. Il Lucio con la luce eterna. Esplodete i like. Un abbraccio Lucio, un abbraccio Daniele. Forza Napoli con il simbolo di Kvara e in bocca al lupo per quella cosa, non ti preoccupare, io ci credo. Speriamo. Un bacione e un abbraccio. Era entrato penso Alberto. Magari un bacione, vatti a fare un giro su Spotify, siamo su Spotify. Che bellezza, il nostro primo singolo. E dopo poi shout out nel prossimo video. Ciao cari, ciao a tutti. Ciao. Era entrato dopo un po' di tempo Losco, un bello rivederti, un abbraccio anche al piccolo. Grazie, ciao, sempre un piacere. Ciao, grazie mille. E l'altro Lucio, un abbraccio anche a te. Ciao Valerio, un abbraccio.
Ci vediamo alla prossima, mi collegherò dall'estero la prossima volta. Bene, ci fa piacere. Da Napoli al mondo o dal mondo a Napoli? Perché dal mondo a Napoli. E non è successo niente stasera? Assolutamente niente. Un abbraccio anche a Lucio. Signori, siete forti, siete belli, siete brillanti e siete una community di alto livello. 92esimo, il pareggio è comunque un inciampo, ma mo segna. La cosa sfiziosa è che io li ho comprati tutti dell'Inter, tranne Dumfries ovviamente, di conseguenza sì. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Non è come la Marvel che voi rimanete dopo, però sì, Camilla, è proprio qui che si vince 3 vittorie 3 volte consecutive. Speriamo che sia solo l'inizio di un lungo